Buonasera, bentrovati a Viverne a Nord-Est, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7, appuntamento che vedrete in diretta sicuramente con un ospite importante della politica del nostro territorio. Andiamo a conoscerlo e vediamo chi abbiamo ospite questa sera. Di nome fa Giancarlo, di cognome Galan. È nato a Padova il 10 settembre 1956, coniugato con la signora Sandra, una figlia di nome Margherita, è laureato in giurisprudenza all'Università di Padova, partito il PDL, carriera politica presidente della Regione Veneto dal 1995 al 2010, poi onorevole della 12ª legislatura, senatore della 15ª e 16ª legislatura, ministro delle politiche agricole dal 2010 al 2011 alimentari e forestali, ministro per le attività culturali dal 2011, passione giardinaggio, cucina, pesca e restauro di imbarcazioni tipiche della laguna, segni particolari, deve ancora decidere chi buttare giù dalla torre tra Tremonti, Zaia e Zanonato. Buonasera Giancarlo Galan. Buonasera. Chi buttiamo giù dalla torre? No, l'ho già deciso da tempo perché è quello che ha più colpe, Tremonti. Gli altri non è che abbiano colpe particolari, insomma. Tremonti ce l'ha, ha tradito quello che avevamo promesso agli elettori. E quindi buttiamo giù dalla torre? Certo, se lo merita sicuramente più degli altri. Va bene, allora ne parlerò già i colleghi che iniziano a scrivere quello che stai dicendo, iniziamo a presentarli, inizio e saluto Enzo Mazzarro del gruppo L'Espresso, grazie di essere con noi. Buonasera. Giovanni Viafora, Corriere del Veneto, grazie. Il nostro editore, professor Manocase, grazie di essere Buonasera, con noi. grazie. Poi abbiamo Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria di Venezia, Buonasera. grazie Marinese. Marco Scorzato, Il Giornale di Vicenza, buonasera. E buonasera anche a Giorgio Gasco del Gazzettino. Buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti. A lei la parola, professor Manocasen, per dovere di ospitalità. Grazie, intanto ringrazio il nostro Presidente di essere con noi, di partecipare a questa trasmissione che è appunto Vivere il Nord-Est, che vuol dire riuscire a capire, a penetrare tra la politica e il cittadino, riuscire a mettere in contatto il cittadino con la politica, soprattutto in questo momento dove la politica sembra abbastanza distante dal territorio. Quindi lascerei a lei la parola per spiegarci qual è il motivo, quali sono i motivi che possono riavvicinare la politica al cittadino. Io non sono tanto d'accordo con questa affermazione che la politica sia distante dal cittadino. Magari fosse così. Il cittadino è vicinissimo alla politica, tant'è vero che la insulta a ogni passo e insulti così diretti, così vicini, così profondi io non li ho mai sentiti nella mia vita. Ma la passione per la politica c'è. Ahimè, è la politica che forse ha meno passione civile di un tempo, che non è in grado di proporre nulla di nuovo, nulla in linea con le aspettative dei cittadini. È la politica che è sorda, ma i cittadini continuano a chiamarla per offenderla, ma per chiamarla. E io d'altra parte ho una grande fortuna in questo momento e ho cominciato a considerarla una grande fortuna da non molto, che non sono parlamentare, non sono neanche consigliere comunale, nulla, per cui vivo battitore meglio. Libero. Questo mi consente un po' di libertà in più, no che me la sia negata nel passato, perché me la sono presa sempre la mia libertà. Adesso ce n'ho ancora di più perché non devo rispondere a nessun partito, non devo votare in Parlamento, non devo schiacciare bottoni, non devo esprimere. Qual è la sua proposta per una nuova politica nel Veneto e naturalmente anche in Italia, ma nel Veneto in maniera particolare? Guardi, ne vale su due fronti. Lo so che probabilmente posso essere in minoranza, ma non mi interessa nulla. È una proposta, da un lato, sul modo di essere dei partiti. I partiti così come sono strutturati oggi, tutti, dal primo all'ultimo tranne Grillo. Con la sezione, il congresso, la tessera, il direttivo, non piacciono più, non incontrano il favore di nessuno, quindi varrebbe la pena capire che è venuto il loro tramonto. E quindi io sono per un partito all'americana. Negli Stati Uniti i partiti
che sono fortissimi peraltro perché resistono dalla Costituzione e dalla dichiarazione di indipendenza, repubblicano e democratico, con qualche eccezione, hanno sempre dominato la scena politica degli Stati Uniti, cioè uno dei paesi più avanzati e certamente del più importante del mondo. E quanti iscritti hanno? Zero, neanche uno. D'altra parte anche i laburisti, i grandi partiti delle nazioni importanti europee hanno il 2 per 1000 rispetto al loro elettorato di iscritti. Qui da noi il 20%. Ci sarà qualcosa che non funziona, no? E allora questa è la prima cosa da spazzar via. Partiti leggeri, strutture leggerissime, senza costi, comitati elettorali che si formano intorno ai Lei crede che candidati. il partito ad personam che è nato con la Seconda Repubblica sia invecchiato anche questo, cioè il partito legato a Berlusconi, a Bossi, a molti altri personaggi affini, eccetera, siano il limite di un consenso invece che è troppo personalizzato? Non è solo questo, è che è proprio il partito che non va. A noi hanno imposto per 1000 motivi i congressi, le tessere, tutte queste fregnacce qui, che possono anche avere un loro valore, ma hanno deturpato lo spirito iniziale, che era quello del comitato elettorale. Noi all'inizio discutevamo anche se ci si dovesse presentare alle amministrative, no, tanto era diverso l'obiettivo che avevamo. Ecco, dopo, a tutto questo, cioè al declino dei partiti tradizionali per le porcherie che hanno fatto e che continuano a fare, si è aggiunto anche, inutile negarlo, un appannamento del leader. E quando si scopre che nella Lega non c'è nulla di diverso da quello che c'è negli altri partiti, e quando insomma, si appanna l'immagine di Berlusconi stesso, beh, c'è un declino. Ma il declino c'è anche in tutti gli altri partiti, tranne quello di Grillo, perché ha capito una cosa fondamentale, che è questa di non avere strutture, di avere qualcosa di leggero a cui non rispondere. A me sembra anche troppo leggero, ma questo magari ne parleremo dopo. Bene, allora iniziamo. Prima di iniziare le faccio una domanda io, Giancarlo Garan. Nel 2010 o poco prima, quando Berlusconi ha detto lei non è più candidato alla presidenza della Regione Veneto, quanto male c'è rimasto e con chi si è arrabbiato di più in quel periodo? Con Berlusconi, col partito, con Zaia? No, mi sono arrabbiato nell'ordine meno di tutti con Zaia, non aveva nessuna colpa, si fa politica in questo modo. Mi sono arrabbiato con Berlusconi perché l'ho considerato un grande errore. Tradimento? No, peggio di un tradimento, un errore. E lo è stato, no? Adesso sono passati 2 anni e mezzo e mi sembra di poter dire, e sembra a tanti di poter dire, che è stato un grande errore. Dopodiché si poteva candidare alla presidenza. E Berlusconi le ha detto che è stato un errore. Berlusconi non lo metterà mai neanche sotto tortura, neanche amichevolmente quando eravamo a tavola. Ma non esiste che ammetta non lo ammetterà mai. Quelli che mi hanno deluso invece sono stati quelli che hanno voltato Gabbana 10 minuti prima anche del cambiamento. Ecco, questi sono quelli che mi hanno dato la delusione più grande. Veneto di una volta, Veneto futuro l'Italia. Iniziamo da Enzo Mazzarro. Beh, caro Presidente, posso dire Presidente perché era il titolo che ti piaceva di più, Presidente a vita. Mi piace ancora oggi di più. ma comunque... Tanto c'ho una sfilza di ex davanti alle cose che ho fatto. Ecco, il senatore l'ho fatto per pochi giorni. Abbiamo messo anche quello noi, Magari non lo mettavamo, poi si arrabbiava perché non vale per la pensione. Ma non serve niente per la pensione, zero. Era soltanto... Zero. Per vista politica. No, la mia domanda avrebbe a che fare con i partiti, poiché i partiti non servono, neanche quelli leggeri come quello di Berlusconi, servono forse le fondazioni. Mi viene in mente che a dicembre dell'anno scorso c'era una fondazione avviata giusto da Giancarlo Galan che aveva fatto scalpore anche. A che punto è quella fondazione che poi chiedeva anche a un tot di persone, amici, di partecipare a un'operazione, a un investimento di lobby, dicevi? Le fondazioni in tutto il mondo funzionano bene, in Italia sono fatte per
occultare la provenienza di qualche finanziamento. Dopo, su quella che io avevo intenzione di fare, che non farò più perché farò un'associazione, che è molto più semplice, si sono raccontate un mucchio di palle, molte ad opera sua anche, tipo la richiesta di 150.000 euro. No, io l'ho letta sul Gazzettino. Ma è una palla, allora l'ha raccontata Gasco, insomma uno dei due ha raccontato e l'altro ha amplificato intervistavano una palla Giancarlo Galan, assolutamente colossale, non ha senso. La fondazione è uno strumento che serviva a me, ma l'associazione serve ugualmente a me per poter fare politica. Perché chi non ha né un incarico, nulla, deve pur parlare. Ecco, mi affido alla personale cortesia dell'editore, in questo caso, che mi ha voluto qui, per poter parlare e rivolgermi alla gente. La fondazione o barra associazione serve a quello e io la farò. Giovanni Viafora. Due cose rapide, due domande Ma non veloci. ho fatto la fondazione un po' per le difficoltà burocratiche, le lentezze burocratiche. Secondo, perché come ci si volta, ogni fondazione c'ha qualcosa da nascondere e non da rendere palese. Io voglio rendere palese un progetto politico. Due cose veloci, Penso a Presidente. Lusi, penso vabbè, e a tutti gli amici di Lusi che oggi lo disconoscono. Anche De Gregorio, per esempio. Anche De Gregorio, ma tanti altri. Salvato però dal voto E segreto. D'Alema. Non c'era però un voto segreto su D'Alema. Non c'era nessun voto segreto, ma che c'entra il voto segreto con la fondazione? Di fondazioni ce ne sono 40 in Italia, voti segreti pochi. Quali sono i voti segreti? Io non sono sempre contrario per principio al voto segreto. Chi si fa eleggere a rappresentare a livello di parlamentare, addirittura quindi a livello più alto dei cittadini, deve avere il coraggio delle sue azioni. Andare, vota e dice come ha votato. Giovanni Viafora, queste due domande. Faccio le due domande veloci. Presidente, le chiedo appunto a questo punto, visto quello che ha detto, se quello che ha detto l'altro giorno, cioè che si candida alle primarie, è una provocazione oppure no? E l'altra cosa, qualche settimana fa un suo collega, ma forse anche amico, si può definire così, l'onorevole Gava, ha detto Galan continua a criticare il partito dall'interno, ma insomma è ora che decida. A questo punto ci dica da che parte sta e anzi lo invito a fare la scelta che ho fatto io, lasci il partito e avanzi per la sua propria strada. Comincio dalla seconda parte. Prego. Io credo che i valori, o almeno i concetti di lealtà e riconoscenza debbano valere anche in politica. So che sono in netta minoranza su questo e altri la pensano diversamente. Io non rinnego un partito fino a quando posso, fino a quando mi accoglie, non rinnego un partito a cui io devo tutto. E non rinnego un uomo al quale, con tutti i difetti, le critiche, io devo tutto. Ecco, per cui io nasco con Berlusconi nel 1993 e finisco con Berlusconi nel 2054, penso, spero. Dopo succederà un po' prima, pazienza, ma sono fatto così. La convenienza è una categoria che non mi interessa, non mi riguarda. Vengo alla prima parte, che forse è più interessante. Io mi candido perché io mi sono candidato alle primarie per alcuni motivi. Primo, intanto il fascino, è la prima volta che un partito di centrodestra organizza le primarie nel mondo occidentale. Come si fa a non esserci? Ci sono. Primo motivo. Secondo, perché ho qualcosa da dire. Ho una tradizione e rappresento un'area che è quella che è stata tradita. I miei elettori ai quali mi rivolgo con la mia candidatura non sono soltanto quelli o una parte di quelli che hanno votato PDL alle ultime elezioni, sono soprattutto i 9 milioni che non ci hanno più votato. E che sono quelli in cui avevamo suscitato speranze, sogni, illusioni anche, ma soprattutto motivazioni importanti, quelli che hanno creduto nella possibilità di applicare in Italia i principi della rivoluzione liberale. E quindi cerco di rappresentare, dopo riuscirci è un altro problema, ma insomma. E terzo, perché non ho complessi di inferiorità.
si candida Vendola dall'altra parte. Beh, ne volete che andiamo a vedere se ho governato meglio io, se ha governato Vendola? Ecco, non ho complessi. E d'altra parte ho anche una storia alle spalle che la dice lunga su come intendo che si possa governare e fare. Quindi non vedo perché non dovrei... Candidarci. no, non dovrei, sì, giocarmi questa carta. A proposito di questo, Galan, su quello che diceva Giovanni Iofora, ha fatto già qualche sondaggio? I sondaggi così. su cosa dovrei dovuto farli? No, così, parlando in giro, sentendo... Non sappiamo né come saranno organizzate, né chi vota, né quando, né come. Quanto come spera- faccio a fare un sondaggio? quanto spera di- Se si vota con, soltanto col web in un giorno, mia mamma crede che sia un animale da cortile il web. Ho già perso un voto, per dire. Se si vota con qualche altro sistema, devo vedere le regole, devo vedere come Ma più o saranno meno, senza organizzate. ancora aver deciso le regole, hai idea a che posizione arriverà Galan? Ma guardi, io ho 9 milioni di persone a cui mi rivolgo. E vediamo chi è più bravo, no? Vediamo, noi abbiamo indotto, abbiamo convinto più di 9, siamo arrivati anche a 10 milioni di voti di persone che sono andate a votare per, Scusi, un'altra curiosità. per la Forza Italia. Galan, mi scusi un'altra curiosità. Quelli sono i miei più, quelli che ci hanno votato anche In ultimamente. queste primarie ci saranno dei costi per chi si candida? E chi lo sa? Io me lo domando, non lo so. Quindi è fatale che i voti siano di È più. possibile che ci siano, almeno siccome a me non mi rimborsa nessuno, il Auspica treno una per riforma. andare a parlare delle posizioni mie e quelle degli altri candidati me lo pagherò. Sarà Auspica fatale, una riforma- Presidente, che i Ce la voti... faremo. Aspettiamo il giro di tutti e nel prossimo Auspica una Manocali... riforma elettorale? Io credo che non si farà, perché la sordità dei partiti alla richiesta della gente è totale e temo che non faranno neppure questa per un motivo bieco che conviene a chi c'è. No. La sinistra che è convinta di vincere le elezioni con questo sistema vince di più. Il centrodestra, anche se è convinto di perderla, pensa giustamente che con questo modo di indicare i candidati, loro si salvano, no? Quelli che fanno le liste si salvano. E allora credo che la spinta a cambiare purtroppo non sia abbastanza forte. Temo, dopo spero di sbagliarmi, perché un sistema elettorale migliore in assoluto non esiste, ma un sistema elettorale peggiore di questo non c'è, è difficile concepirlo. Tutti i colleghi della D'altra Camera- parte, così lo sanno un po' tutti, questo sistema è stato inventato nella regione Toscana, con l'assoluto consenso dei miei e con l'opposizione, devo dire, del mio amico Vannino Chiti, che è l'unico dei DS allora che si oppose a questo sistema, che è qualcosa di inverecondo. È difficile poi fermare anche l'ex presidente Giancarlo Galan. Tutti i colleghi dicevano la carta stampata, l'unico rappresentante della Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, prego. Sì, io non sono molto appassionato allo strumento, se deve essere partito, fondazione o associazione. Quello che ravviso è che manca effettivamente una proposta. I grillini oggi crescono perché effettivamente non c'è una proposta e la protesta non può essere proposta. Sono altrettanto convinto che questo Paese e tutti i paesi democratici abbiano bisogno della politica, perché la politica è nervo di confronto, è nervo di strategie, di visione. Penso a De Gasperi, penso anche a quello che è il nostro recente passato. Vedo che c'è una percezione diversa tra la crisi reale e la crisi percepita. E oggi la protesta è alimentata perché la politica vive di crisi percepita, mentre la crisi reale è di gente che non arriva a fine mese, di aziende che stanno fallendo, che sono in grossa crisi, c'è una grossa carenza di liquidità, c'è una difficoltà ad arrivare ad accedere al credito, e la litigiosità aumenta, la giustizia la conosciamo, la sappiamo bene, perciò è inutile che ne parliamo, sentenze che non arrivano mai. Pertanto io ritengo che bisogna affrontare il tema su due binari. Uno, la politica nel breve e far sì che alcune cose obiettivamente si cambino, e per esempio il rapporto con le banche deve cambiare per le aziende, perché le faccio un esempio pratico, Presidente. Non è possibile che se io non vengo pagato
io vado in centrale rischi e con il quale non mi paga invece non va in centrale rischi e pertanto è beneficiato. Questa è un'antitesi che non può andare l'una nei confronti dell'altro. Chi non paga è inadempiente ed è corretto che sia segnalato e che abbia lui le ripercussioni negative sul credito, non sicuramente chi non viene pagato. Non è possibile che tra il pubblico e il privato ci siano due bilanci competenti diversi. Noi privato ragioniamo su competenze, il pubblico ragiona su cassa e questa è un'altra controindicazione, perché inevitabilmente io il credito lo contraggo nel momento in cui emetto fattura e il debito nel momento in cui ricevo fattura, il pubblico invece il debito lo contrae nel momento in cui lo paga. E poi dall'altra parte una strategia generale, perché oggi la Comunità Europea ci invita continuamente alla crescita, ma bisogna anche sistemare le cose nel breve e poi avere una visione generale. Questo è un territorio che è stato per tanti anni il baluardo della crescita, per tanti anni è stato preso come modello di riferimento, però mi sembra che ci siamo dimenticati il passato e nel presente e nel futuro stiamo valorizzando altre cose e non il territorio. È difficile non essere d'accordo, come si fa? Vabbè, proviamo a farle queste proposte, questi programmi. C'è un po' di difficoltà perché noi ce l'avevamo un programma. Era un programma con medicine liberali, abbiamo applicato le medicine stataliste. E quindi c'è un problema anche di credibilità, anche di persone. Insomma, se dal 41% siamo passati al 18, 16, 18, 20, ci sarà un motivo, no? Se abbiamo perso 2/3 del nostro elettorato per strada. Dall'altra parte la proposta stenta a venire perché è in crisi anche la sinistra e d'altra parte le crisi, le proposte della sinistra hanno già dimostrato ampiamente il loro fallimento. Qui in Veneto poi la cosa è particolarmente eclatante. La sinistra non ha mai rappresentato nulla, ha rappresentato soltanto una opposizione numerica, senza proposta, non l'ha mai avuta, e a parte qualche persona intelligente. Per cui bisognerà che quelli che fanno la politica, stavo per dire i partiti, ma ne sono incapaci a mio avviso, quelli che fanno la politica rifacciano proposte e le sottopongano, altrimenti non prendono voti. Li prenderà Grillo, io sono convinto che sia destinato a perderli nel futuro, ma questo è un altro argomento. Li prenderà la proposta che sembra più gradita alla gente. In questo momento l'unica che piace è quella. Sul ragionamento però di Vincenzo Marinesi, mi sembra lei voleva diventare, un suo sogno era diventare presidente dell'Enel, no? No, non era un sogno, no, non era un mio sogno. A me, così colgo anche, ma non era nessun sogno. Che discorsi, mi attirava l'emolumento? No, tanto per... io sono andato a digitare su internet emolumento presidente dell'ENI, scommetto che nessuno sa chi sia qua. No. E quando non avevo più niente da fare mi avevano detto, boh, vai, ho digitato la parola emolumento, ho visto che era una cosa spropositata e mi piaceva moltissimo. Adesso quanto era? Adesso ce la Rai. Era 1.165.000 euro all'anno. Scaroni? Beh, si può accontentare. No, Scaroni, non c'entra niente Scaroni. Scaroni è direttore, è amministratore delegato. Quello è il presidente, che ai tempi miei, qui ero candidato, non è che fossi candidato, non sono mai stato, era Poli. Oggi, francamente... Chi è oggi? Recchi. Ecco, vedete, i miei amici convocati a dire cosa faccio, mi hanno dato del traditore. Mi hanno detto, sì, vai là, dopo politicamente sei scomparso e a noi ci lasci qui da solo. Allora faccio l'eroe, niente, resto qui. Non avevo fatto questa domanda, Galan, avevo fatto questa domanda in virtù di quello che diceva Marinesi, che i creditori se avanzano... Ha perfettamente ragione. Se avanzano soldi, lo Stato non fa nulla. Ma anche dai privati, Presidente. Però il paragone era, per quello che ho detto Presidente dell'Enel, se uno non paga la bolletta dell'Enel, la staccano la corrente. Sì, certo. Capito? Mentre in questo caso la cosa sconvolgente qui è che il loro riscontrato, ahimè, anche fra i conti delle unità sanitarie del Veneto, che ai miei tempi pagavano, che ero io che gli dicevo di ritardare di 2 o 3 giorni, ma pagavano a 180 giorni, che sono arrivati a 410. Ora questa è una bestemmia economica, vuol dire portare le aziende al fallimento e c'è di molto peggio in Italia.
Ecco, questa è una cosa inconcepibile. Abbiamo molte cose. Marco Scorzato, Il Giornale di Vicenza. Sì, Presidente, un paio di domande, con una breve considerazione in premessa. Il governo Berlusconi, comunque la parabola di Berlusconi si è esaurita, almeno in questa fase, nel momento... In questa fase si è esaurita. Subisce un momento di flessione. E non è dovuta al bunga bunga, ma l'anello si è spezzato nel momento in cui la crisi... No che il bunga bunga ci abbia aiutato. Non ha aiutato. Ecco, no, non vorrei insomma... santificare il bunga bunga da parte di chi ritiene sia la ragione principale della crisi di Berlusconi e del suo governo. La crisi è arrivata al momento in cui la crisi economica si è fatta sentire in maniera determinante e la percezione è arrivata sia nelle stanze di chi governa i nostri destini in Italia e in Europa, sia nelle case degli italiani. Ecco, con questa premessa, riprendendo il discorso che ha fatto lei e sulla sua candidatura, la disponibilità alla candidatura alle primarie, perché un progetto, perché una persona come lei, una figura politica come lei che ha rappresentato questa fase politica in questi anni, propugnando la rivoluzione liberale, come ha detto lei, però dimostrando nei fatti che questo progetto politico, almeno a livello italiano, non è riuscito a realizzarsi, perché dovrebbero quei 9 milioni tornare a votare per lei? Lei ha fatto la domanda più difficile, ma anche posso più intelligente anche che potesse Posso fare. chiederle anche una seconda cosa. All'inizio del suo intervento diceva: sono contento di non essere in Parlamento perché non devo votare. Non devo avere e quindi poi ha detto anche sono contrario al voto segreto. Come avrebbe votato sull'arresto di Lusi? Se fosse stato un senatore. Lo tengo per ultimo. Rispondo alla domanda, la parte difficile e intelligente. La premessa è assolutamente valida. La nostra difficoltà vera deriva proprio dall'aver tradito le promesse che avevamo fatto all'elettorato. Ora noi abbiamo promesso la rivoluzione liberale che si compone di tante cose, non abbiamo neppure abolito le province. Vabbè. Dopo, ci sono le attenuanti, la crisi economica, la Lega con una concezione non certo liberale ma statalista che ci ha con la Golden Share esercitata tramite Tremonti impedito molte iniziative, l'anima corporativa di una parte consistente di Alleanza Nazionale per il quale la locuzione, l'aggettivo liberale fa venire l'orticaria, ecco, per carità, però di fatto noi non abbiamo fatto quello che avevamo promesso agli italiani e quello per cui gli italiani ci avevano votati. Ecco dove viene la difficoltà enorme. Perché ci dovrebbero credere adesso? Ecco che bisogna cambiare le facce, cambiare le persone e riadattare i programmi in modo da essere credibili. Non basta, l'operazione più difficile che possa esistere in politica. Presidente, non basta. Non basta perché sennò riperderete un'altra volta come riperderanno i partiti, perché a prescindere Grillo vince astensioni. Io non credo, intanto facciamo questo e dopo vediamo. Il problema oggi è che o vi mettete in testa tutti che l'impresa... non esiste solo l'impresa a questo mondo, adesso l'impresa. Allora esistono anche tante altre cose. Non è vero, caro Presidente, perché mentre noi parliamo, non è vero, perché mentre noi parliamo... Esistono i pensionati, esistono quelli che nell'impresa non ci hanno ancora i pensionati che hanno i figli che lavorano all'interno delle aziende. L'impresa è un contenitore di persone, dove ci sono figli, dove ci sono dipendenti, dove ci sono imprenditori. L'impresa non è l'imprenditore. Allora che qualche imprenditore scenda in politica e ci insegni lui come si fa, no? Perché basta uno. Ecco, io ne ho abbastanza delle lezioni che gli imprenditori ci hanno impartito per 30 anni. Non diamo lezioni, diamo proposte, però ogni volta, non è un fatto di dare lezioni. Uno alla volta. Per rispondere a lui che questa sia la premessa. Fare un programma e farlo sostenere da persone credibili. La seconda domanda difficilissimo. Come avrei votato sul caso Lusi? Sarei andato in Parlamento e avrei votato contro l'arresto. Per questo motivo.
Lusi è un reo confesso. Non c'è nessun motivo al mondo per cui debba passare i giorni in attesa del giudizio in galera. No, si mette uno in galera quando c'è pericolo di fuga o c'è pericolo di inquinamento delle prove. Mi si dica se si possono inquinare le prove o se c'è pericolo di fuga. Quindi è una misura che trovo vessatoria, ma perché? Insomma, anche perché io credo che Lusi intanto sia una persona intelligente, questo chi lo conosce lo sa bene. Certo, secondo, che collusi con lui da quella parte ce ne siano tanti. Giorgio Gasco del Gazzettino. Non voglio... Ma dico che l'avrei fatto in ogni caso, mai ostacolare le indagini, ma mai, nei limiti della legge italiana, incarcerare qualcuno prima. Se avessimo applicato questo stesso principio dai tempi, sempre dal 92 in poi, quanti ne avremmo messi in carcere che poi hanno vinto la causa e sono risultati innocenti? Giorgio Gasco, Gazzettino. Non voglio tornare indietro all'inizio della trasmissione, ma una semplice considerazione. Lei evoca il modello delle primarie, il modello anglosassone, americano, anglosassone in generale, però lì c'è un sistema diciamo statale che è presidenziale o semipresidenziale e che qui non esiste, quindi parlare di questa cosa adesso è un po' antistorico. No? Ecco, chiuso questo capitolo. Vero. Vero, ecco, però dobbiamo tendere pure a qualcosa. Certo, però no? allora diciamo lei a quel modello. Allora, seguendo questo filone, lei prima ha detto che abbiamo sofferto anche la golden share della Lega che ci ha impedito di fare tante cose con la, diciamo, con la collaborazione di Tremonti, cosa che però si è ripetuta ieri quando un asse Lega e PDL in Parlamento ha posticipato, salvo era un po' una cosa strategica, il taglio dei parlamentari, salvo poi magari approvarlo oggi, per privilegiare il Senato federale che sta tanto caro alla Lega, questo come inciso. Comunque tornando al discorso... Biechi, appunto, Biechi, si è capito insomma. Esatto. No? E quindi insomma la golden share forse la state ancora pagando, perlomeno se in modo tattico, ma comunque tutti la pagano. Ecco, tornando al discorso di facce nuove a cui affidare questo programma, diciamo, liberale, liberista, libertino, come lei si è sempre... No, quello è un sogno. Ah, un sogno. Io ho detto che io ero liberale, sono libertino. Libertino un sogno. E sono liberista. Ecco. Ero pure libertino quando me lo potevo permettere, ecco, adesso cosa vuoi? Appartiene a... Questo programma, diciamo, tornando all'origine del 94, da affidare però a facce nuove. Tant'è che una persona che forse lei conosce, Alessio Mite, che è un consigliere della provincia di Treviso... È nuovo quello come me. Che dice che quando io ho cominciato nel 93, lui era già lì Galan, insieme a Sernagiotto. Colui che sia appunto, nuovo. Che Galan, Sacconi, Castro, Sernagiotto dovrebbero finalmente farsi da parte. Per far posto a lui. Questo non lo so. Tiri fuori delle idee migliori e ci manda a casa. Ma allora anche lei non è una faccia, tra virgolette, vecchie. Io? Sì, perché allora adesso vuoi fare politica? No, non sono politica? tanto vecchio, perché non ho mai fatto il parlamentare, per esempio, l'ho fatto per un anno all'inizio. Però nell'attività amministrativo-politica della regione lei per 15 anni... Ma di fatti io non ho nessuna intenzione di tornare in regione né come consigliere né come presidente. Come politico sì. Si sappia. La politica è una passione tale per cui chi dice abbandono la politica lo fa perché non ci riesce più a farla. Ma dopo c'è un sistema per cui a mandarti a casa ci pensano gli elettori. Certo. Allora, se uno trova che questo mito, quello lì che ha detto prima, che è più bravo di me, voterà per questo e andrò a casa io e lui farà il presidente del Veneto. Che tiri fuori le idee, si candida e vediamo. Io non sono un rottamatore così per definizione. Dico però che se ci si presenta ancora, io ricordo benissimo quando ho fatto le liste nel 94 e nel 94 l'unico vecchio della politica, era vecchio allora, che abbiamo messo nelle liste era Sacconi. L'abbiamo candidato in Basilicata perché non toccasse la novità che era certamente una qualità delle nostre liste, anche se lui non aveva nessuna pendenza di nessun genere, questo va precisato. Dopo abbiamo cominciato a prenderli tutti e dopo sono arrivati tutti e chi più ne ha più ne metta e ci siamo corrotti. Abbiamo ancora molto tempo, cominciamo a girare qui, prima ne faccio una domanda io così ogni tanto io intervengo. Secondo lei, visto le polemiche che stanno uscendo con Napolitano, il governo ha collaborato con la mafia?
E come si può dare una risposta? Secondo lei, visto che ha Secondo me fatto- certamente sì. Ha collaborato? Sì. In che Non ha perce- collaborato, ha dialogato, spero a fin di bene. Io credo io credo che ci sia stato, non so che entità, in che modo, spero a fin di bene, ma mi pare impossibile che non ci sia stato. Bene, Giorgio, Intendo, mica era una trattativa per prendere voti o per... o per mettere una bomba? No, questo no, per non metterla. Per non metterla. Giorgio Gasco del Gazzettino, iniziamo da questa parte. E lei si candida nelle primarie come premiership, no? Perché questo ha deciso l'ufficio di presidenza del PDL. Ma su che cosa? Come candidato ad essere candidato. Ad essere candidato. Perché, no, Appunto, candidato ad essere candidato. Ci sta. Ecco, ma come pensa di, visto che lei è conosciuto in Veneto, come pensa di contrastare, diciamo così, visto che comunque è una competizione, come pensa di contrastare Alfano che sarà il suo, presumibilmente l'unico, salvo che non si presenti la Santanchè, unico, diciamo, competitor, che non mi pare essere l'ultimo arrivato, visto che è stato anche investito da Berlusconi come personaggio per fare il premier. Come penso, con le idee, con un dibattito franco, con la possibilità di discutere. Dica due cose che valgano da Trento a Catanzaro. Ma tutto programma. vale da Trento a Catanzaro. Sì, ho capito, ma Tutto cosa? vale, vuole che glielo dica, meno Stato, meno burocrazia, più libertà economica e nei diritti civili. Meno privilegi alla Sicilia. Meno privilegi all'Alto Adige. All'Alto Adige. Ah, Sicilia, Certo. Alfano è siciliano, Ecco, farei così ecco, io. una bella cosa che vale è che la Sicilia, che ne ha tantissimi, non li esercita, Ah no? è ancora più colpevole. Avessimo lo statuto che ha la Sicilia qui nel Veneto, saremmo molto più ricchi della Svizzera. Marco Scorzato, terminato Gasco? No, volevo solo fare, la nuova cosa, come la chiamerebbe? Non lo so, non ho la fantasia sufficiente per poter inventare qualcosa di nome. Quando Berlusconi nel 93 mi disse c'ho già il nome del nostro partito, io come si chiama presidente? Forse no, non lo chiamavo, non mi ricordo, gli davo del lei comunque allora. Si chiamerà Forza Italia, tengo una cazzata. Prenderemo il 2% dei voti, sembra l'incitamento a una squadra di calcio. Ecco, mi dice, proprio non hai capito proprio quella roba là, e aveva ragione lui. Per cui la fantasia di altri è molto al di là della mia, non riesco a capire. A quei tempi concepivo solo, noi erano tutti partito socialista democratico, partito repubblicano, queste robe qui, e la mia fantasia non andava oltre, non posso mica aver tutto. Marco Scorzato, il giornale di Vicenza. Sì, un giorno sì e l'altro anche dal PDL, a partire anche dallo stesso Berlusconi, arrivano frecciate anti-euro, più o meno smentite poi il giorno dopo. Non crede che strida questo con un partito a vocazione maggioritaria, come almeno siete stati finora, insomma avete ambito ad essere, e non strida appunto con la rivoluzione liberale di cui lei si vuole fare interprete? No, perché, permesso, io sono un europeista assolutamente convinto, anzi il mio esordio in politica vero è stato in un viaggio organizzato a Strasburgo e poi a Bruxelles da un comitato che allora c'erano, erano proprio gli inizi, era tantissimo tempo fa, proprio a vedere le prime istituzioni europee. Però, insomma, l'Inghilterra è in Europa, ma non ha mica la moneta, non ha l'euro. Dico, ci sono anche altri casi, non è una bestemmia. Ora io sono convinto che sia meglio tenerci l'euro. Ormai. Però non a qualsiasi condizione. Non alla condizione di dover essere prostrati di fronte alla prepotenza, alla potenza tedesca. Per cui intanto ipotizzare che si possa anche uscire dall'euro, ci mette se non altro in una posizione di trattativa migliore. Non è quindi una bestemmia.
Secondo, non si può mica sottostare a qualsiasi imposizione. Noi se fossimo liberi dai vincoli europei, oggi svaluteremmo la lira. No. Ho fatto una parità a 1936,27 o 27,36, ma insomma, quando la parità vera è 1400. Ecco, pensi cosa vorrebbe dire poter, per le nostre esportazioni, poter svalutare la nostra lira oggi. L'abbiamo fatto tante volte. In Veneto ne abbiamo goduto più di qualsiasi altra regione italiana. E questo pretenderemmo che almeno lo facesse l'Europa, che invece non ha una moneta, non ha una banca centrale, non ha una politica economica che non sia quella tedesca. E questo non possiamo tollerarlo di più. Vincenzo Marinese. Io riconosco al Presidente Galan di aver fatto degli interventi importanti in questa regione. Obiettivamente lo sblocco del passante di Mestre e anche altre infrastrutture sono nate da suo impulso e da battaglie che lei personalmente ha vissuto e ha portato avanti. Dall'altra parte, nell'ottica nazionale e nell'ottica anche della sua candidatura alle primarie, le rivolgo una domanda riferita alle città metropolitane. Perché oggi la concorrenza in Europa o anche mondiale per quanto riguarda con il mercato della globalizzazione avviene attraverso territori uniformi che si presentano sul mercato, che rappresentano le proprie eccellenze e che anche portano un brand, e Venezia è un brand importante. Per quanto riguarda il rafforzamento della città di Venezia come città metropolitana, lei e delle altre anche città metropolitane, lei nel suo programma ha inserito o pensa di inserire delle proposte particolari o no? Io non so se l'istituzione della città metropolitana di Venezia sia un buon argomento per renderci più forti nel mondo. Potrebbe anche esserlo, a patto che intorno a Venezia si coaguli un mondo, che è il mondo nel quale siamo abituati a batterci, è quello a cui abbiamo cercato di dar vita insieme fra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Istria e Slovenia. Era quello originariamente dell'Alpe Adria, poi del nuovo gruppo di interesse europeo. Ecco, se noi riusciamo ad approfittare, a capire che il crollo del muro di Berlino, lo spostamento dell'asse centrale dell'Europa da Parigi a Berlino, è un fattore che Berlino-Venezia è un fattore che ci può giovare, allora va benissimo. Se invece noi, come vedo ahimè nei programmi di chi mi è subentrato, se noi dobbiamo essere una provincia della Padania, allora non serve proprio niente. Bisognerebbe provare a uniformare le regole, perché i territori vanno avanti anche per uniformità. Noi siamo piccoli, ricordiamocelo sempre, siamo piccoli, il Veneto è piccolo, deve espandersi, il nord è un argomento serio. Allora, perché la Baviera è così più potente? La Baviera ha un numero di abitanti enormemente superiore. Noi siamo piccoli e non abbiamo una capitale. Ha un numero perché la capitale del Veneto è Venezia per tradizione, storia e tutto. Ma a Verona quando lo sentono dire non sono mica tanto contenti. No. A Padova dicono che la capitale, e forse hanno anche ragione, la capitale è Padova. E quindi questo, che è stato un grande vantaggio nel passato, può diventare un limite. Avere una capitale di riferimento può essere utile se la utilizziamo. In fondo, quando io andavo all'estero nelle missioni, nessuno sapeva cos'era il Veneto. E quindi io non potevo presentarmi, non mi presentavo con the President of Veneto Region. Dicevo, lo definivo sempre con una qualche formula che parlava del territorio intorno a Venezia. Ecco, quando sapevano che venivo da Venezia, che la sede era a Venezia, il cinese più potente si toglieva il cappello.
Professor Manocase. Quindi può essere utile. Professor Manocase, editore del gruppo TV7. Ma mi aggancio alla domanda che ha fatto perché giusto a Zaia la volta scorsa, era nostro ospite la settimana scorsa, io ho ricordato che ci sono 5.000 veneziani che se ne vanno ogni anno e quindi lo spopolamento avverrà circa in 20 anni. Che Venezia sta diventando un museo a cielo aperto e peraltro gratuito, quindi non c'è nessun vantaggio per chi abita a Venezia o per i veneziani, perché diciamo che oggi lo sfruttamento di Venezia è soprattutto delle multinazionali, cominciando dalle compagnie aeree e finendo con le compagnie marittime. L'inchino su Venezia, sul Palazzo Ducale, viene fatto dalla nave oggi e diciamo che è un concetto improprio. Venezia viene consumata dal turismo ma non riceve nulla come organizzazione propria del territorio. Domandiamo qualche ristoratore, magari sei onesto. Sì, ma scusi Venezia, se noi partiamo dal ristoratore non andiamo da nessuna parte, Venezia era un'altra cosa. Insomma, ci sono anche loro. Allora, quella proposta è cosa può essere, quali attività si possono fare a Venezia al di fuori dell'intelligente proposta che fece 100 anni fa o giù di là il buon Conte Volpi di Misurata, che costruì Marghera inquinando e determinando lo sfascio della laguna. Ma oggi ci sono aziende, invece attività industriali che possono essere non inquinanti, per esempio la produzione di software, per esempio un'attività che riguarda il settore dei computer oppure la produzione della moda o altre cose che sono sicuramente redditive, che creano un'attività che non sia solo legata all'uso del turismo, che andrebbe condizionato, limitato e fatto pagare, perché chi sfrutta Venezia oggi sono le compagnie turistiche che guadagnano, ma Venezia non guadagna nulla, dico, salvo i ristoratori, quelli che vendono il grano per i piccioni e cose di questo genere, ma questa non è Venezia che conosco io storicamente. Quale proposta? Se non si fa, ci sarà qualche motivo, no? Sta a lei a Marghera, ma no, non sta a me, perché io non sono neanche che mai stato candidato al Comune di Venezia, neanche come consigliere comunale, no, ma è un problema sta a me. Io in 15 anni le ho indicate tutte le cose, ma siccome si continua a pensare che il futuro di Venezia sia in tutto quello che è legato alla chimica, che sia legato sì, Venezia è destinata a essere una Silicon non vendono Valley, neanche più il grano per i piccioni, ma a Venezia non può ripopolare Venezia con interessi posso dirlo, conviene farlo in India, no, se no l'avrebbero già fatto. Se convenisse farlo, se si potesse fare a Venezia, l'avrebbero già fatto, perché è una città che dà lustro per 1000 vantaggi che può offrire. Se questo non avviene, dobbiamo puntare su qualcos'altro. Insomma, un paese come il Veneto o come l'Italia, in cui c'è Venezia, Firenze, Roma, e le Dolomiti, il lago, il mare, insomma, se non punta sul turismo in un modo intelligente, turismo culturale, turismo d'élite, turismo ricco, quello che lascia non solo all'Aris Bar, ma lascia alla città, beh, allora siamo proprio incapaci. Ci sono 800 milioni di nuovi abitanti del mondo che possono permettersi un viaggio intercontinentale. Beh, se non riusciamo ad attirarli a Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Pompei e tutto il resto, beh, allora vuol dire che ci meritiamo la miseria. Andiamo in ordine Marinese perché devo soltanto le domande. Ma in virtù, Galan, basta essere minimamente capaci e non ci sono problemi per Galan, il futuro. In virtù di quello che ha detto il professor Manocase, mi scusi Galan, l'ho chiesto anche a Zaia, stessa domanda, rifarebbe oggi il Mose? Ma certamente sì. Con tutti i costi di manutenzione? Ma certamente sì, il Mose è l'opera di ingegneria idraulica più avanzata della storia dell'umanità. Lo sa quanto costa fare la manutenzione? Ma cosa vuol dire? Ma lo sa cosa costa Venezia? Ma lo sa cosa ci porta di vantaggio potenziale e anche reale Venezia? Ma come si può mettere in discussione una cosa del genere? Sarebbe una tecnica diversa oggi. Ma ancora, torniamo ancora al dibattito, quello che faceva Cacciari 15 anni fa, le alternative al Mose. Ma siamo diventati matti. Me la fai fare una battuta però? Dopo aver speso 3 miliardi e 500 milioni Appunto. di euro. Voglio dire, speriamo che funzioni almeno. Siccome ne costerà 4 miliardi. Dove lo abbiamo sperimentato funziona.
E la mia domanda era in tal senso, Galan, proprio spesi tanti soldi, non è ancora funzionante, deve essere ancora inaugurato e poi costerà molto in manutenzione e dobbiamo ancora valutare se funzionerà poi, perché qua dovremo vederlo. Insomma, non si può dire se funzionerà. Perché non sono mica coglioni quelli che l'hanno progettato, è il meglio che c'è al mondo. Qualche ingegnere sbaglia nella vita. Me la fai fare una battuta, Presidente? Una battuta perché con questo principio non si sarebbe fatto neanche il Ponte della Libertà, non si sarebbero fatte le autostrade, gireremo in carrozza. No, ha ragione. Funzionerà l'automobile, funzionerà l'automobile. Ha funzionato? No, io me lo auguro, ci mancherebbe. Poi, Vincenzo... Sì, una battuta veloce. Ha ragione il Presidente, il Mose è una opera straordinaria dal punto di vista idraulico, è la prima al mondo, però ricordiamoci, ecco perché io non sono tanto convinto sul sistema turismo, ricordiamoci che il Mose è stato fatto da aziende italiane, molte venete, è un brand, è un know-how che nasce qui in Italia e in Veneto. Ecco perché bisogna valorizzare il tessuto produttivo di questa regione, perché se no, se puntiamo sul turismo, caro Presidente, tra 5 anni avremo qualche azienda di manutenzione che è per il Mose e avremo disperso la prima opera mondiale che viene vista da tutto il mondo. Ma fra 200 anni ci saranno ancora i cinesi che vorranno venire a visitare l'Europa e verranno a Venezia. Presidente, Giovanni Viafora, Vincenzo Magnese, non ci sarò. Vincenzo, poi vi faccio le domande libere. Giovanni Viafora, chiedo a tutti di rispettare un po' i tempi e così avete più domande da fare. Giovanni Viafora. Parto da una provocazione per arrivare a un tema che anche qui in Veneto sta diventando serio. Prima lei, rispondendo alla questione della mafia, ha detto spero che questo dialogo che ci sarebbe stato tra governo e mafia sia stato a fin di bene. Le chiedo allora se a fin di bene lei lo avrebbe fatto, cioè avrebbe condotto la trattativa. Non è stato capace, non è. Noi settentrionali abbiamo e lo dico per davvero, non comprendiamo il linguaggio, le modalità, è un mondo che ci è sconosciuto. Sì. E quando sentiamo parlare di infiltrazioni mafiose qui da noi restiamo a bocca aperta. Ecco, ma il punto Io era proprio in 15 questo, anni, giuro, non me ne sono mai accorto, né mi è venuta una soffiata. Ecco, ma il punto è proprio questo. Un'altra testa. Ecco, il punto è proprio questo a cui volevo arrivare. Ci stiamo rendendo conto, l'ultima indagine è stata scoperta proprio qualche giorno fa, la questione dei gavioli, ma non è l'unica. Ci sono infiltrazioni forti della malavita qui in Veneto, centinaia di aziende che si sono concesse completamente ai criminali che vengono dalla Campania, soprattutto, che si fanno imprestare i soldi, ma non solo, ci sono molti 'ndranghettisti che sono nei fondi di finanziamento, là dove girano i soldi. È possibile forse che in questi anni ci sia sfuggito qualcosa? Sia sfuggito qualcosa alla politica? E le chiedo, è in grado la politica oggi, la politica veneta soprattutto, di porre un argine o diciamo così un contrappeso forte alla criminalità? O si fanno l'ingenuità come quella che è costata per esempio qualche mese fa al Presidente del Consiglio regionale Ruffato, che si è trovato, è stato scoperto in società con uno che era prestanome dei Casalesi, insomma, cosa che lui ha fatto senz'altro in modo ingenuo e senza saperlo, però insomma non è che in modo troppo ingenuo ci siamo trovati adesso la criminalità, la mafia nelle nostre aziende, nel nostro tessuto e non siamo capaci di allontanarla. Non lo so, io ti ripeto, in 15 anni di presidenza della Regione Veneto mai una volta mi è stato adombrato, mi è stato prospettato la possibilità che ci fossero infiltrazioni. Forse ci sfuggono, non le capiamo, non conoscendole, non abbiamo neanche le armi per difenderci. È grave che un politico non lo sappia. Ma il politico adesso, smettiamolo con questa storia, il politico fa il politico. Ci sono i poliziotti, ci sono... adesso non sarà mica tutta colpa del politico. Però se garantisce che c'è un collegamento, potrebbe essere citato a grave cosa poi. Io non ho mai avuto, sarò anche deficiente o distratto, ma a me non è mai venuta ha detto prima che... se voi che siete più bravi vi è successo qualcosa, ditecelo. No, diceva Galan che a fin di bene può darsi che secondo lei il governo fosse in parte d'accordo con la mafia in fin di bene, dico che il politico dovrebbe quindi saperlo, per questo le ho chiesto. Lo Stato è una cosa e i politici sono un'altra cosa. Non sono la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa. Le istituzioni sono una cosa e i politici fanno parte delle istituzioni. Sono quelli che cercano, eletti dal popolo, scelti quando si può scegliere dal popolo, mandano avanti le istituzioni.
Ma non si può mica far carico alla parte politica di tutto quello che avviene. Ma con questa legge elettorale il popolo non sceglie. Questa legge elettorale, l'ho già detto prima, è la peggiore che si possa Sì, concepire. ma non sceglie il popolo. Quindi lei se sarà possiamo segretario del avanzare, partito... non lo sceglie neanche. Scusi, se lei sarà con segretario del tanti altri partito, sarà sistemi. lei che sceglierà i suoi partecipanti alle prossime Io li ho elezioni? scelti nel 94. Ce n'erano di buoni e di meno buoni. Okay. E dopo li abbiamo cambiati. Forse in peggio, forse in meglio. Io non mi sottraggo di sicuro alle responsabilità, a quelle che ho, e neanche all'esercizio del potere. Se ce l'ho lo esercito, a fin di bene, come mi pare di aver fatto nella maggioranza dei casi, ma lo esercito. Enzo Mazzaro, l'Espresso. Non ho paura delle decisioni. Caro Presidente, adesso che Giancarlo Galan si candida alle primarie, scopriamo, lo scrivono i giornali domani, che Berlusconi ha un piano segreto assieme a Dell'Utri per candidare, per fare una lista civica e puntare sul rottamatore Renzi. Allora, il rottamatore... Dell'altra parte. Esattamente. Questo è il piano segreto di Berlusconi e Dell'Utri. Ma questo è quello che oggi è uscito in un foglietto. Chissà quante robe usciranno. Ma dai, se vogliamo discutere sulle... Guarda, questo dimostra una cosa, che c'è talmente tanto casino nella politica italiana che c'è perfino qualcuno che avanza queste ipotesi. Oppure che Berlusconi perde i biglietti, qualcuno li raccoglie e poi non so se sono biglietti che circolano. Quando io ho cominciato a fare politica nel 1993, una politica brava, si chiamava Lia Sartori, si chiama Lia Sartori, mi insegnò un principio fondamentale: non lasciare mai un foglietto sul tavolo dopo una riunione. E io l'ho imparato. Questo avveniva in occasione di invece un incontro con il Polo Popolare, allora si chiamava così, in cui Mario Rossi lasciò un biglietto. Compromettente. Molto compromettente, perché sul biglietto c'era scritto un numero di telefono. Forza Italia è terra di conquista per noi. E abbiamo visto come è andata a finire, no? Riniziamo. E in quell'occasione Lia Sartori mi disse: mai dimenticare un foglietto. Riniziamo allora da Quindi Enzo. se vi pare che Berlusconi dimentichi un biglietto per caso? Dai. L'ha fatto apposta allora? Forse per far credere a quelli come lei che c'è anche questo. Io lo leggo. Facciamo un ultimo giro così dopo siete tutti liberi. Faremo un movimento. Prima di iniziare di nuovo da Enzo Mazzaro dell'Espresso, le faccio un nome. Però posso dirti una cosa, si chiama Renzo. Sì, vabbè, la R non viene bene neanche a me, ma è Renzo. Mi viene Grazie, manca la R. Presidente. Siccome soffro orribilmente quando mi chiamano Gianfranco, ogni tanto capita. Capitava all'inizio perché il mio predecessore era Gianfranco Calabrese. Io mandavo indietro l'intero libro firma allora. Dicendo chiedo scusa a Renzo, non mi viene la R involontariamente. Ne faccio un nome, Montezemolo. Cosa mi dice? No, auguri. Io sono contento della sua discesa in campo per due motivi. Primo, perché di sicuro non sta dalla parte degli statalisti. Quindi. Secondo, perché ogni volta che qualcuno scende in politica, per me è una buona notizia. Dopo sarà la gente che lo voterà più o meno, per cui io gli faccio per davvero i miei auguri. Devo anche dire che quello che sta facendo non mi dispiace affatto, che in molte cose trovo un po' quello che avevo fatto io nel 94. Per cui, per davvero, auguri a lui. Positive o ingenuità? Positive, anche ingenuità, ma quanti errori si fanno. Dopodiché io, se gli dovessi dare qualche consiglio, glielo darei, ma magari sbaglierei di più. Io su una cosa sono d'accordo con lui, nuovo, punti sul nuovo. Renzo, Mazzaro dell'Espresso. Va bene anche Passera, voglio dire, magari. Dopo arriviamo un po' alla volta, arriviamo anche da Monti, aspetta. Mettiamoci l'accento a Passera. Andiamo? Mettiamoci l'accento a Passera. Passerà. Questo l'aveva fatto nei tempi andati. Guarda. Ma Giancarlo Galan è un esodato di lusso. Beh, in questo lusso, momento vabbè, di lusso insomma, bisogna non dire, capisco perché... bene dove sia il lusso, ma esodato rispetto agli io sto facendo una domanda un po' difficile, perché gli esodati veri sono quelli che avevano gli stipendi da presidenti di regione oppure da
da parlamentari avevano stipendi molto bassi, anzi per la verità rischiano di non avere, parliamo delle persone che sono 65.000, sono 390.000. Ecco, su questa faccenda qui della Fornero che si scontra con l'INPS e continua a scontrarsi con l'INPS, che cosa pensi? Pensi, adesso rivolto la domanda, pensi cosa sarebbe successo se fossimo stati noi al governo e avessimo fatto queste robe con l'INPS, col numero degli esodati? Ci sarebbe la gente in piazza, giustamente, con i forconi, le fruste e quanto di peggio esista al mercato ortofrutticolo. Ma i professori non sbagliano mai. Questi non sbagliano mai. No. Però, insomma, a me sembra uno spettacolo avvilente. Per cui io, quando c'è da fare i complimenti, io per esempio faccio i complimenti a Passera per la tenacia che ha dimostrato nel sostenere il pacchetto sviluppo. Ho qualche perplessità sugli 80 miliardi, anzi ho perplessità su 79 degli 80, ma speriamo che si possano trovare, ma il comportamento del Ministero del Lavoro è indecoroso. Giovanni Viafora, Corriere. Ma quanto vi sareste divertiti se al posto della Fornero a fare delle gaffe del genere ci fosse stato Brunetta? Ma anche la Fornero era chiamata Elsa la Belva, vero? Non è che abbia avuto... Però non è bello, non è bello, Galan, mi scusi, che dite così, cioè quanto sarebbe stato bello. Voi c'eravate, non avete avuto il coraggio di farlo, avete dato ad altri questa responsabilità qua. Un po' di responsabilità, di dare responsabilità ad altri, ce l'avete. Cioè, credo che un governo che governi debba prendere decisioni impopolari. Voi non l'avete fatto anche per paura e avete dato ad altri per farlo. Credo sia che questo... Ma scusi, ma perché mi attacca? Io le ho detto all'inizio che noi abbiamo perso il consenso della gente perché non avevamo fatto quello che avevamo promesso. Cosa devo dire di più? Non sto attaccando, non so, mi sparo con una rivoltella. No, sto facendo perdo voti, mi sembra già abbastanza. Era un ragionamento sulla politica. Però farlo così male, no? Certo, perfetto. I professori che facciano sono messi lì perché non dovrebbero avere condizionamenti elettorali, perché mica devono presentarsi alle elezioni. Non rispondono a partiti, hanno un solo compito, quello di risanare i conti dell'Italia, cosa che deriva da 30 anni di politiche sbagliate. È un compitino mica comprese semplice. le nostre. Lo facciano, ma l'hanno dimenticato questo compito. E facciano, visto che sono professori, facciano le riforme meglio di come le farebbe Giovanni, chiunque altro. Galan, non l'attacco mica, le faccio domande, poi ci Ma mancherebbe io altro. Stando inoperoso si diventa più acidi. Più tenaci. Non è che neanche prima. Non è che lo attacchi. No, dopo ero diventato più buono. I tempi miei migliori sono stati quelli contro la Bindi. E per la quale invece adesso provo quasi riconoscenza. Senza di lei forse la storia del Veneto sarebbe stata diversa. Senz'altro. Beh, senz'altro, calma, ma forse. Giovanni Viafora. Presidente, questione sanità. Ieri è stato approvato in Regione il piano sociosanitario regionale. 3 punti: lo spostamento del servizio ispettivo dalla Giunta al Consiglio, il parere vincolante della Commissione sulle schede che spetta al Consiglio e il direttore generale nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Follia. Ecco, immagino che nessuna di queste 3 le piaccia. Ha perfettamente ragione Coletto. In Italia forse si sono studiato poco e nessuno ha studiato le differenze di compiti e di funzioni fra l'esecutivo e il legislativo. Quelle sono tutte funzioni che spettano all'esecutivo. E l'esecutivo, cioè la giunta, cioè l'assessore e il presidente, per le rispettive competenze, hanno il dovere di esercitarle. Se lo fanno bene, vengono confermati. Se lo fanno male, si mandano a casa quando ci sono le elezioni. Quindi un giudizio su questo piano sociosanitario. Ho detto che stava passando anche la sospensione di tutti i project financing, quelli che aveva fatto lei, insomma, però Zorzato e gli altri suoi uomini l'hanno salvata. Un giudizio su questo piano. Dovrei conoscerlo meglio e non è elegante dare giudizi. Vabbè, ma insomma... dopo. Io credo di aver avuto un enorme vantaggio, di aver, modestamente, governato meglio di tanti altri, perché con 8 anni di anticipo qualcuno mi ha spiegato che se non avessi fatto ricorso ai privati, se non fossi riuscito a coinvolgere i capitali privati
nella costruzione delle opere, sarei stato uno qualsiasi. E io l'ho fatto. C'era uno strumento che si è modificato nel corso degli anni in tanti aspetti, che era quello del project financing. Oggi ne esistono di più raffinati, di più avanzati, e questo mi ha consentito di mantenere la sanità ai primi posti in Europa, di costruire moltissimi ospedali, ma non solo, di costruire anche moltissime opere. Questi sembrano averlo dimenticato. E quindi il tutto si riduce in una lamentela, in un piagnisteo nei confronti di Roma Ladrona, che, giusto peraltro, non ci dà i soldi per costruire ospedali, ponti, ferrovie, strade e quant'altro. Professor Romano Case. Bello così, vede domanda e risposta, vedo che ha risposte per tutti, complimenti. Vado bene. No, sì, ma bisogna fare le domande più brevi, obbedisco, no, io va sono benissimo, disciplinato va benissimo anche. così. Professor Ecco, Romano Case. le primarie del PDL, o come si chiamerà, non lo so, saranno aperte a tutti o solo agli iscritti al partito? I cinesi. Guarda, se sono aperte solo agli iscritti, sono una fregnaccia inaudita. Allora facciamo un referendum fra gli iscritti. Perché Renzi ha posto questa domanda al PD. Sì, la porrò anch'io la prima volta che si porrà qualche domanda sulle primarie. Fare le primarie e fare solo gli iscritti è una stupidaggine assoluta. Perché temono che il PD invece gestisca la cosa in questa maniera. Beh, sono dalla parte ovviamente di Renzi, ma d'altra parte le primarie servono... Quindi anche lei come Berlusconi? Ma, del pizzino, del non so cosa abbia detto Berlusconi. No, prima citava lui che diceva no. Ma con Renzi, no, ma se si fanno primarie fra gli iscritti, si faccia un referendum fra gli iscritti, è finita. Ma quanti saranno? Non serve assolutamente a nulla. Quanti saranno? A nulla. Io voglio mobilitare e potenziare tutti quelli che ci hanno votato dal 94 a oggi, di cui iscritti ce n'è pochi, votanti lo stesso. Ma quelli che mi interessano sono quelli che non ci hanno votato, soprattutto. E dopo quelli che sono gli aficionados, ovviamente. È un concetto evangelico, le pecorelle smarrite sono ma il più che smarrite? interessante. Quelle sono andate dalla parte giusta, siamo noi che abbiamo sbagliato strada. Bene. Quanti candidati ci saranno per le primarie per il E chi lo centrodestra? sa, dipende dalle regole, Non c'è ancora... Se mettono un deposito cauzionale di 1 milione di euro per partecipare, addio, ma non credo che lo faranno. Un'altra domanda curiosa, ma perché non si chiede, ho sentito un accenno di Berlusconi, perché non si chiede l'uscita della Germania, visto che lei è la causa Perché non si chiede? L'uscita della Germania dall'euro. Questa sembra una battuta, ma non è affatto uno scherzo, è una proposta molto seria, anzi qualche economista, questo sarà uno dei temi che si dibatteranno il 15-16 di luglio privatamente, non ci sarà nessuno, fra 8 premi Nobel, con il coordinamento di Antonio Martino. Perché questa dell'ipotesi di un'uscita della Germania è un'ipotesi. E l'ipotesi dell'entrata della Russia? Della Germania. Cioè, l'uscita. Potrebbe convenire a tutti. E l'ipotesi di un appoggio della Russia? La Germania è costretta a pagare. No, in termini, si fa ricambiare con un guadagno sulla sovranità, con regole dure applicando, cioè, ma è costretta a pagare, a sobbarcarsi una parte delle difficoltà del resto d'Europa. Potrebbe convenirle essere... Quindi ci potrebbe essere un euro nord e un euro sud? Questa sarebbe una sventura, a mio avviso. Ci potrebbe essere un marco e una lira. Ho capito, questa sarebbe la peggiore. La peggiore sarebbe l'euro di serie A e l'euro di serie B, anche perché io come Veneto a quel punto userei termini molto poco delicati nei confronti degli altri italiani che mi hanno impedito di avere l'euro di serie A. Leghista, quindi punterebbe... Ma no, leghista, sarei... insomma, farei i miei interessi, stiamo scherzando. Il Veneto è davanti alla Svizzera come potenzialità e mi rifilano la moneta di serie B perché, e sappiamo benissimo perché, no, credo che in quel momento per davvero l'unità del Paese rischierebbe un colpo gravissimo. Vincenzo Marinese. Io
eviterei di abbozzare ragionamenti di questa natura, non del Presidente ma in generale, perché però vedi- per non salvare la Grecia e per non darle 140 miliardi ci siamo mangiati in borsa 1400 miliardi. Questa è la proporzione. Il PIL della Grecia equivale al PIL della città di New York, eppure il Presidente Obama interviene sul debito che la Grecia ha, perché inevitabilmente il sistema europeo deve tenere. Se pensiamo all'uscita dalla Germania, altro che recessione. Perché Obama perde le elezioni se succede. Però Intanto sono in Europa, caro Presidente. Io ho 3 obiettivi. 1, guardare a medio e lungo termine e non pensare a 200 anni. 2, pensare a salvare oggi il mio patrimonio. 3, a vivere in un contesto in cui mio figlio non scappa e va altrove, perché posso dargli la possibilità di vivere qui, di studiare qui, di lavorare qui, di laurearsi qui e di avere i miei nipoti qui. Io questi banali, 3 semplici, mi creda Presidente, obiettivi. Questi 3. Poi ai macro discorsi ci sarà tempo, però io, le aziende, le famiglie, se io parlo con un mio collega, con un mio compagno, con un mio dipendente, si crea solo piccoli problemi di vita quotidiana. Questa purtroppo è oggi la situazione, perché poi la strategia, quando uno ha la pancia piena, ragiona in maniera molto più serena. Poi faccio una battuta in riferimento alla Fornero. Mi sembra, per non essere malizioso, mi sembra che il PDL, il PD o la maggioranza sostenga questo governo non tanto per opportunità del Paese, ma per opportunità di dimostrare quanto i professori siano adeguati, perché o condividono le strategie e le decisioni prese, oppure dall'altra parte non si può sparare contro un governo che bene o male ha delle responsabilità, che prende secondo me delle scelte inappropriate come la riforma sul lavoro. Non mi sembra che ci sia stata la rincorsa delle aziende sotto i 15 dipendenti ad assumere, perché la riforma del lavoro è stata la panacea e ha risolto tutti i mali. Per quanto riguarda invece Venezia, insisto sul fatto della produttività e delle aziende e del fatto di rilanciare la città metropolitana e di dare facendo anche delle proposte pratiche. Una proposta pratica potrebbe essere, cosa che abbiamo presentato anche in Commissione al Senato, la possibilità di, fatto zero oggi, il PIL del Veneto o delle 3 province, Venezia, Padova e Treviso, tutto quello che si ricava in termini di produttività e di redditività viene tassato a un'aliquota inferiore, appunto per incentivare a eventuali investimenti ed eventuali l'assunzione di posti di lavoro. a Venezia. No, a Venezia, non solo Venezia, ho detto Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, potrebbe essere anche il nostro Veneto, abbiamo delle aree che oggi sono dei cimiteri, o li utilizziamo attraendo investitori e cercando di investire sulle aziende, oppure rimarranno cimiteri per i prossimi 50 anni. Delle due l'una. Non so. Per certi versi c'è il problema che è essenziale, cioè attrarre investimenti. Ma mi spiega per quale motivo un australiano, un cinese, un giapponese dovrebbe investire in un paese dove un processo dura 10 anni, quando va bene uno civile, dove non c'è sicurezza del lavoro, dove l'elasticità è bloccata da 1000 norme burocratiche, dove si fa di tutto per evitare di attrarre investimenti. Un paese che oltretutto, quando invece gli investimenti li attrae, perché quando qualcuno compra un'azienda veneta, italiana, no, viene celebrato come un lutto, ma vuol dire che a qualcuno interessava e quindi c'è un'attrazione degli investimenti. Ci dà pure fastidio questo, ma insomma, per il resto io contesto apertamente un politico buono deve avere in mente la sua terra a 100-200 anni. Se non si hanno chiari i principi dai quali si devono trarre le determinazioni all'azione, non sia chiaro quali sono i punti di forza sui quali puntare a lunghissima distanza, anche le misure che si prendono a medio termine sono sbagliate o sono inefficaci. È un po' come i partiti che fanno le leggi elettorali sulla base della loro presunta convenienza in quel momento e poi si ritrovano con un qualcosa che è contro
la loro stessa convenienza. Ecco, allora di finirla di ragionare a breve e di ragionare a lungo. Sì, so che è molto popolare dire non è sì, poco ma popolare. stasera siamo alla fine del mese e non abbiamo i soldi non è un per poco- arrivare. non è- Vero, Presidente, ma non è- bisogna pensare a come saremo No, Presidente, non per è non poco avere popolare. questo problema fra 100 anni. Non è poco popolare, perché poi nella praticità, allora le faccio una domanda personale, a una sua nipote cosa consiglierebbe per i suoi figli, per i suoi nipoti e per che cosa dovrebbe fare? Di imparare bene le lingue, di imparare bene l'uso degli strumenti informatici e di restare, di girare il mondo e di tornare nel Veneto. Ci vogliono un po' di soldi Questo per le insegnerei. Ci siamo già, su 3, su 4, su 2 su 3 ci siamo già. La maggior parte dei ragazzi parlano 2 o 3 lingue, vanno all'estero a fare gli stage, l'informatica oggi è un bene comune, perciò non capisco la prospettiva. Cioè, La prospettiva è che trovano l'amorosa e stanno in Canada oppure in Australia. Questi sono qui fatti incidentali. Sì, e tu ti trovi il nipote che non torna più e di telefoni. Ma sai Questo sta succedendo. quante newyorkesi, quante trovano il moroso italiano e vengono in Italia? Ecco. Allora bisogna fare il saldo. Siamo pari, anzi abbiamo pure un leggero vantaggio. Semmai molte russe. Si volti un attimo e guardi dietro di lei, c'è la più bella piazza del mondo. Ecco, può fallire un paese che ha quella piazza? No, ma sono morti quelli che l'hanno fatto. No. E non c'è più quell'economia. Sono morti perché lo facciamo male. No, ma non c'è morti. più quell'economia, per questo le chiedevo se perché? le aziende si possono ancora installare nella città di Venezia. Posso Prego, dire, prego. scusi, sa perché non perché probabilmente non fallirà mai? Non fallirà mai perché all'interno di quella piazza vanno dei turisti e noi dobbiamo avere la capacità non soltanto di spillargli il pranzo, la cena, ma dobbiamo avere la capacità di farli restare qui, di metterli in condizioni, perché qui dentro, nei 200 milioni di cinesi che lei dice, ci sono imprenditori, ci sono investitori, ormai il business vola ed è legato anche alle vacanze, non si fanno più vacanze se non si collega anche l'interesse, e la nostra capacità di non far fallire quella piazza sarà direttamente proporzionale alla nostra capacità di proporre la possibilità di fare investimenti e dimostrare loro le eccellenze che ci sono in questi territori. Se no il Mose purtroppo ce lo vediamo lei ed io e qualcun altro. Col Mose l'abbiamo fatto, i rigassificatori vengono da tutto il mondo a visitarlo, da tutto il mondo. È l'opera più avanzata, che non la voleva nessuno. Vi interrompo maleducatamente per aspettare un po'. Però c'è stato, attenzione, quando le cose andavano bene si è incentivato l'uscita, l'esodo delle aziende italiane verso l'est e oggi si rimpiangono queste uscite. Allora non era il caso invece di porre delle condizioni, non smontare l'azienda dal Veneto e portarla a Timișoara dove ci sono 15.000 imprenditori veneti a Timișoara. Ce ne sono meno di una volta perché hanno già cominciato a cambiare, andare in Cina, in Serbia, sì, andare certo. in Cina e anche in Pakistan, certamente. Ma forse non è il caso che la politica dia un punto, una forza, un momento di attrazione sul territorio e che spenda una parola e che ci sia anche un po' di orgoglio, perché allora io porto un esempio banale, no? Il Doge di Venezia, no? A un certo punto fu proposto a un Doge di Venezia di diventare imperatore di Bisanzio, no? E lui rifiutò. E fu un atto, e lo motivò anche questo atto, perché altrimenti Venezia sarebbe morta. E quindi avrebbe spostato l'interesse verso un'altra area politica. Ci vuole un movimento politico, ci vuole una spinta politica, magari anche utopistica, ma ci vuole, perché altrimenti non c'è più l'attrazione verso un territorio che è prezioso, bellissimo, importante, che ha un sacco di peculiarità. Abbiamo 3 università in regione che sono tutte internazionali. Abbiamo un'eccellenza in tanti livelli, ma questo non viene supportato sufficientemente e non era nemmeno stato supportato sufficientemente dai governi precedenti e nella Prima Repubblica, tant'è che nacque la Lega proprio per questa sorta di rivalsa. Ma criticare è la roba più facile del mondo. Però se lei che produce televisione trovasse convenienza a trasferirsi in Colombia e mandare da là il segnale qui e ci guadagnare, lo farebbe domani mattina. No.
Ma sì, ma Ma mi figuriamoci. scusi, Presidente, I no, nostri allora io le imprenditori spiego. hanno fatto Ma benissimo. non è sta lo cosa. spirito del Nord Le Est. porto, ha parlato di me, allora io le rispondo. Io produco macchine per fare televisione. Li abbiamo venduti al governo russo, li abbiamo venduti al Jazeera, Bravo. l'abbiamo venduta e siamo rimasti a Padova. Bravo, è riuscito a stato produrle più- qua. Se avesse no. trovato la convenienza e i costi di produzione, che sono 1/10 di quelli Mi sono italiani in assunto un i altro miei paese, costi le avrebbe veneti. fatte produrre Mi là. sono no? mi Se sono no, cosa assunto- sono cretini i nostri imprenditori che sono andati a Timisoara e adesso vanno in Cina? Si va dove conviene andare. Ed un è po'- così, ed è giusto è un po' che sia Però se così. riduttivo a osserviamo questa le banche- logica E e io i non l'appoggio. finanziatori internazionali investono dove è più conveniente. È troppo semplice, no, anche i tedeschi investono dove è più conveniente, ma non smontano le aziende tedesche per ricostruirle in Cina, costruiscono la più grande ma non è azienda vero, lo di fanno. produzione. No, Ma lo fanno la come? Volkswagen Lo fanno non in ha, Israele, non ha lo fanno smontato. dove conviene. La Fiat ha smontato le aziende italiane e le ha portate in Kosovo. La Volkswagen non ha smontato le aziende in Germania e le ha portate in Cina, ha costruito Produce la più automobili grossa in tutto il azienda mondo, di produce. produzione automobilistica in Cina perché ritiene che sia essenziale questo tipo di investimento, ma il cervello Ma e saranno le tutti più attività bravi sono di noi rimaste. qui, ma possibile Certo. che noi Eh beh, se no italiani non siamo saremmo dei dove siamo. deficienti? Beh, Ma Però, insomma, però, vede- Presidente, un qualcosa c'è di vero, perché se noi osserviamo le banche, come no. le banche ad esempio, noi abbiamo visto l'Anton Veneta per esempio andarsene perché? Perché chi aveva le azioni le ha vendute, ha trovato conveniente venderle e così è mancata diciamo. Adesso qui sareste invece tutti No, eroi no, che no, se no. aveste avuto le azioni dell'Anton Veneta le avreste tenute. Momento, in Francia per No, esempio, ma- in Francia e ma anche di in cosa Belgio, parliamo? quando il mister Olivetti voleva scalare cos'era la società del Belgio, cosa è successo? Gli hanno fatto una No, guerra vabbè, feroce ed quando era la i- politica quando che ha i fatto. proprietari del Gazzettino l'hanno venduto Uguale, a Caltagirone, uguale. l'hanno venduto perché Uguale. ecco, voi invece tutti i fenomeni qua avreste rinunciato all'offerta di Caltagirone. È Ma dai! diverso, è diverso, Presidente. Marco Ma dai. Scorzato, Sì, ma Marco sono esempi Scorzato, di- il giornale di Vicenza. Sì, stiamo discutendo di... E quando offriranno per l'Atesis cifre invereconde, gli industriali dell'Atesis lo venderanno. erano già pronti a farlo. però Giancarlo No, Galà, non l'hanno fatto, voleva comprare il gruppo Repubblica Hanno Espresso, voleva fatto comprare poco. niente. Niente. Giancarlo Galà, Lo so, certo. Giancarlo E Galà, magari la politica ha fatto qualcosina quella volta. Ecco là, no? ecco hai visto. Allora, Renzo, adesso mi chiamo, Giancarlo Galà, i paesi dove hanno ospitato, dove ospitano molte aziende che italiane. io sono stufo però di sentire che gli italiani sono sempre più coglioni degli altri, che si comportano, che non sanno fare, che che sono dei deficienti. Ma va là, ma piantiamola con questa continua, questo stillicidio perenne che alimentato dal parlare male di noi stessi. Ma fatemi Galà, piacere. prima di fare la domanda Fa Scorzato, comodo, però, per carità, è facile. domanda non polemica, però la Banca Europea e l'Europa dà i soldi ai paesi dell'est per portare le aziende. Perché questi soldi non dà anche per aiutare le industrie italiane? Cioè oggi molte industrie italiane vanno nei paesi esteri vicino, nel nord-est, nell'est dell'Europa, mettono la propria fabbrica e ricevono dallo Stato soldi per portare persone, non dipende che assumono, e fanno funzionare l'economia. Perché l'Europa non dà un po' di soldi anche per Se lei vuole far queste cambio aziende con l'economia rumena. Non è, ma era un quella paragone la italiana, mia, per carità, Galà, perché era un paragone. adesso saranno tutti più bravi. No, era un paragone, perché, perché l'Europa dà i soldi a loro e non all'Italia per questo Perché si problema? chiamano politiche di coesione, no? Perché Allora, devo l'Europa spiegare. è fatta da paesi ricchi e da paesi meno ricchi. L'obiettivo dell'Europa è, per esempio, in quello che è più eclatante, l'agricoltura, pareggiare le condizioni di vita, tutelare la campagna e dal punto di vista produttivo e dal punto di vista ambientale. E quindi l'Italia è un cosiddetto contribuente netto, cioè versa di più di quello che riceve. La Germania, la Francia sono altri contribuenti netti. Altri paesi, in principal modo quelli dell'Est, sono invece beneficiari. E la politica dell'Unione Europea si aiuta. In Germania, quando hanno incorporato un termine brutto, ma hanno conglobato, non saprei trovarne uno più educato, la Germania dell'Est, i tedeschi l'hanno pagata,
e gli aiuti venivano dati nella Germania dell'Est, sottraendoli alla Germania. Un po' quello che abbiamo fatto noi col Meridione, solo che loro ci sono riusciti in 20 anni e noi in 60 siamo allo stesso punto di partenza. Ma le politiche di coesione sono queste. Marco Scorzato. Sì, resterei sull'Europa, visto che Galan si candida, o comunque si candida a candidarsi per poter ragionare di cose non solamente venete, ma venete italiane e europee magari. Io mi candiderei soprattutto a far sì che molte esperienze venete siano portate in Italia. Perché se l'Italia adottasse i sistemi che abbiamo adottato qui in tanti campi, dalla raccolta dei rifiuti alla sanità, al welfare, a tanti altri, l'Italia avrebbe qualche vantaggio in più. Ma comunque andiamo avanti. Quindi più Veneto in Italia? Più Veneto in Italia, certo, ma questo ci speravo e ne sono rimasto deluso. No, restando sull'Europa, io ho messo insieme un po' delle... Dire più Italia in Europa, insomma... Ho messo insieme un po' di, Più di quello che Germania in lei, Italia? di quello che lei ha detto. Meno Germania in Italia. Meno. Renzo alla blocco. Ho messo insieme un po' di cose che ha detto sull'Europa, toccando Europa in questa ora in cui stiamo discutendo. E ho trovato alcune contraddizioni. Inizialmente lei diceva sono europeista convinto. Poi ci ha raccontato che ci sarà questo incontro di Antonio Martino con i premi Nobel per discutere della possibilità che la Germania esca dall'euro. No, non soltanto questo, sarà uno dei Però insomma temi. Martino è uno di quelli che si è schierato un eurocritico, ecco, in questi giorni almeno. Due dati solo per inquadrare un attimo la dimensione del problema. Contraddizione però Un attimo, una dimensione del problema. Tra 20 anni le Nazioni Unite calcolano che non ci sarà dalle stime delle Nazioni Unite, non ci sarà nessun paese europeo nel G8, nelle prime 8 economie del mondo. L'Europa tra 10 anni avrà meno del 10%, tra 20 anni avrà meno del 10% della popolazione mondiale. Credo che l'Italia da sola sia il nano di un continente che rischia già di essere piccolo nel suo insieme. Un passo falso dell'euro in questa fase non rischia effettivamente di mettere in crisi il processo di integrazione che a questo punto di crisi dell'Europa ha l'opportunità invece di fare un salto in avanti, cioè di fare il salto dell'unione politica del continente. Questa è una questione. Poi volevo porle anche un'altra questione di carattere politico, se posso, dopo che avrò risposto a questa, volevo chiederle due cose sulla Lega. Sulla Lega, ma questo volevo chiedere. Bel ragionamento, però siamo sicuri che questo modo di comportarci in Europa non sia quello che ci porterà a non contare nulla, ad essere un'Europa povera. Non c'è contraddizione in quello che cerco di dire, fortemente europeista, ma fortemente deluso dalle politiche europee. Anche quando ci si sposa si è molto innamorati della moglie, dopo se si comporta male si comincia a cambiare idea e avere qualche perplessità. No? Ma una retromarcia non è pericolosa? Sì, io non sono per una retromarcia, io sono per un'Europa unita con un euro forte com'è, forse anche troppo, a determinate condizioni che non sono il cedimento della sovranità nazionale alla Germania. Questo è... Domani sera Germania-Grecia lei ti farà Ma per la Grecia 1000 volte, ma voglio vedere anche qualcuno che non sta dalla parte della Grecia. Giorgio Gasco. Dopodiché diciamo che sennò sembra ai tedeschi noi dobbiamo quasi tutto, soprattutto in Veneto, perché no, la nostra economia dipende in larghissima misura da quella tedesca. Per cui non è che mi sa, però con la Grecia tengo per la Grecia. Giorgio Gasco. Sempre si tiene per il più debole. No, chiedo se posso. Sì, avevo una curiosità sulla Lega, sul rapporto insomma tra lei l'ha criticata prima, insomma è stato un freno, ha detto, alla rivoluzione liberale che volevate incarnare. E perché siete stati alleati, siete tuttora alleati qui in Veneto, mentre a livello nazionale non ho capito cosa farà il PDL? Perché per governare e per vincere bisogna prendere il 51%. E o lo prendi da solo o devi fare delle alleanze. Ma è quella giusta? Ora, è una di quelle doverose, ma io credo che noi dovremmo ricercare un accordo con la Lega, ma che questo venga dopo altri accordi e che comunque a un partito, quale che sia, noi
non dovremo mai più dare la golden share. L'errore è stato quello. Mi accorgo che parlo come se avessimo ancora il 35% o il 40%. Boh, facciamo finta perché... Mi aggancio a quello che diceva Marco. Sono 16, 18. Alla Lega io rimprovero una cosa di fondo. Ma voleva votare lei la Lega? Voleva votare un po'. Io leggo No, la sua intervista, si è detto, ha detto sarà meglio che io a Roma, fatta a Paolo Passamoi, io a Roma non ci, dunque sarà meglio che io a Roma non ci sia al governo o in Parlamento, perché non potrei mai votare un altro indulto. Se i miei non capiscono tutto questo, se non capiscono che il federalismo viene prima della soluzione della raccolta rifiuti a Napoli, temo che la prossima volta voterò Lega pure io. Potrei dirlo anche oggi, perché no? E io la Lega in fondo riconosco moltissime cose buone e faccio un rimprovero. Il rimprovero è quello di avere una visione limitatissima, che non va oltre il campanile e la provincia, nessuna visione globale, nessuna visione d'insieme. Il rimprovero alla Lega di averci tenuti fermi per 4 mesi sulla legge sulle ronde. Ne avete vista qualcuna? Oppure aver imperniato la sua azione nel momento di maggior crisi nell'apertura dei ministeri a nord. Ma si può... Lei è bossiano ecco, o marognano? Ma non sono nessuno dei due, io sono... Chi le piace di più? Tosiano. Io ho sempre avuto migliori rapporti, ma questo dipende, migliori rapporti con Maroni. Ma questo dipende anche da cose... Ecco, io non ho avuto sulle quote latte uno scontro quasi fisico con Maroni, ce l'ho avuto con Calderoli e Tremonti. Certo, Giorgio Gasco. Quindi buoni rapporti con Maroni, come ha buoni rapporti, o meglio, con Tosi tramite Maroni, come ha con Montezemolo tramite il coordinatore nazionale di Italia Futura? Ma io credo di avere buoni rapporti con tante persone e pessimi con tante altre. Dipende un po' dalle affinità personali, ma la politica è un'altra cosa. La politica si fa con chi c'è, non con chi si vorrebbe che ci fosse. E io mi trovo a dover dialogare con tanti altri. Insomma, mica mi divertirei a dialogare con Bocchino. Però c'è, quindi bisogna dialogare, no? Ho fatto l'esempio di Bocchino che dopo se la prende con me, anche Cicchitto perché magari. è lontano e così magari se la prende di meno, ma potrei farlo con tanti in Veneto. Anche con Cicchitto? Qualcuno? Cicchitto non ha grandi colpe, ce n'ha una, era un giovane promettente, un promettente quarantenne 40 anni fa ai tempi del Midas. La interrompo Galan, domande libere, breve da parte di tutti, chi le fa e vuoi vedere chi risponde. Ecco una cosa, prima lei ha fatto una sottolineatura a proposito dell'insoddisfazione che ha nella rappresentanza del modello veneto a livello centrale, quindi di governo. È la stessa cosa che si ripromettevano, lei compreso, quando il Veneto ha avuto per un periodo 3 ministri, cioè Sacconi, Brunetta e lei. Soprattutto i suoi 2 colleghi dicevano noi dobbiamo portare il modello Veneto appunto a livello decisionale e progettuale del governo. Lei invece adesso sta dicendo, almeno mi pare di aver capito, che è deluso da questa mancanza di rappresentanza programmatica Veneto, perlomeno di modello Veneto, nel periodo in cui siete stati al governo. Io sono deluso, attenzione, dall'atteggiamento di assoluto disinteresse da parte dello Stato nei confronti degli esempi virtuosi di alcune regioni. Un esempio, il Veneto aveva la migliore sanità d'Italia, non è stata presa ad esempio, ce l'ha ancora probabilmente. La migliore raccolta differenziata a livello più avanzato di molte regioni europee, e quando si è trattato di andare a Napoli mica è stato preso. Cioè c'è il disinteresse totale per le virtù e gli esempi che molte regioni, probabilmente anche altre, hanno da portare. Quindi Berlusconi ha sbagliato ma non Berlusconi, mi scusi, a mettere i veneti nei ministeri sbagliati. No, ha sbagliato Berlusconi, Prodi, D'Alema, hanno sbagliato tutti nel non utilizzare le cose migliori che venivano fatte in questo paese. Botta e risposta. Giovanni De Fora, chiedetemi voi, Giovanni De Fora, poi c'è Vincenzo Marchese. Non spero...
Voto e risposta? Dai. Giancarlo Gala, Velocissimo, voto e sulle risposta, quote latte, volevo chiederle se è stato sentito dal PM milanese che sta facendo l'inchiesta appunto su possibili contropartite che la Lega avrebbe avuto da parte degli allevatori, insomma. Sì, sono ecco, stato sentito. Ecco, che è una novità, una notizia, e se è convinto... Nessuno me l'ha mai chiesto. Appunto, adesso emerge oggi. E se... Ecco, allora magari le chiedo se ha espresso al PM... Non posso rispondere perché il verbale è segretato. Anche il suo, sì, come quello di Zai. Ecco, allora le chiedo invece se è convinto davvero, o se è convinto del fatto che la Lega davvero abbia avuto, che è l'ipotesi insomma accusatoria del pubblico ministero, delle contropartite o comunque insomma una vicinanza con questo gruppo di allevatori che aveva sforato le quote latte. È una partita che lei ha combattuto fortemente. Questa è una risposta che compete al Tribunale di Milano, al Tribunale, alla Procura, non so, a chi giudicherà. Vincenzo Marinesi. Domanda velocissima: il programma per il candidato alle primarie. Ma dal punto di vista delle proposte sulla pressione fiscale, oggi siamo oppressi da questo benedetto fisco. Ma non è il primo punto, ma resta sempre quello: meno tasse, meno burocrazia, Ma dove, Presidente? meno Stato, più libertà. Due esempi, lei ha tanta esperienza, 2 o 3 esempi. Ma uno. Allora, fra l'imposta sulle persone fisiche e l'imposta sulle persone giuridiche, si chiamava una volta, adesso sulle imprese, noi raccogliamo il 22% del PIL. Se noi mettessimo una tassa unica per assurdo del 25%, incasseremmo di più. Allora c'è da lavorare, no? Il problema si chiama erosione, elusione, evasione. Marco Scorzato. Si può fare. Sì, Presidente, volevo chiederle appunto se fosse al posto di Monti la prima urgenza, me l'ha risposto, quindi è questione fiscale. Una curiosità: dovesse rubare, tra virgolette, una figura politica al centro-sinistra, chi prenderebbe? Ma ne ruberei più di una, Enrico Letta. Per quale motivo? Ma anche altri, perché è intelligente, non fazioso, pronto a discutere. Verrebbe subito. Come altri. Renzo Se Mazzano. facessimo una politica più intelligente potrebbe anche venire. A proposito di tasse, Presidente, noi avremo anche la miglior sanità d'Italia, però quella volta, giocando con le tasse, nel gennaio del 2010 non abbiamo pagato gli stipendi ai medici e agli infermieri di Venezia? Questo non è vero. Non era collegato alle tasse? Beh, Perché comunque non è collegato alle tasse. Questo io capisco che a un giornalista non si possano così addossare grandi conoscenze di natura economica. Facciamo il possibile comunque. Cerco di darle una mano, grazie. capisco le sue difficoltà. Sì, ma è ci vero, provo. mi sono laureato in lettere. Ci provo. L'applicazione della maggiorazione IRPEF, cioè di più tasse, che io ho applicato in Veneto in anni 2005, che non sono comunque lontani, e che poi si è ridotta nel tempo fino a scomparire nel 2010, è una cosa esemplare che è stata fatta. Ho chiesto ai veneti più soldi di tasse perché avevo un buco da coprire. L'ho coperto e ho cancellato le tasse che avevo aggiunto. Credo che nessun altro l'abbia fatto. Ci sono ancora i contributi per il terremoto del Belice nella nostra dichiarazione dei redditi. Il fatto che si sono pagate con una certa difficoltà, certo, dipende dal fatto che il bilancio per un'opposizione stupida delle sinistre non era ancora stato approvato. Professor E Manocca. quindi ha una difficoltà momentanea di tasse. Posso aggiungere, sulla situazione della sanità, avete scritto delle robe che sareste stati bocciati a un esame di ammissione a una scuola per geometri. No, geometri. Perché sostenere che c'era più di 1 miliardo di buco è una roba da ignoranti, semplicemente. Basta. Quanto c'era? Neanche 25 milioni. Che sono quelli effettivi. Questi alla fine. Ma no, alla fine del bilancio, dove si mettono gli ammortamenti, dove ci sono tante voci. Sì. Voi ne conoscete soltanto poche, evidentemente, ma con un po' di applicazione Se non ricordo male, erano 25 milioni in aprile, a gennaio parevano 80, no, 100. parevano a quelli che non sapevano fare i bilanci. A Tremonti parevano a quelli che non sapevano fare i bilanci. Vabbè. Professor Geometri, Manocca. insomma, vabbè. No, La mancati fortuna- geometri, perché non avrebbero superato l'esame di Ai ammissione. mancati geometri si fonderanno i geometri veri.
Professor Manocca. Speriamo che nei giornali scrivano qualche geometra. Qualcuno che sappia come si fa un bilancio. Le chiedo di riferire, visto che avete questa riunione di 5 premi Nobel dell'economia, che c'è Non partecipo mica io, No, ma mica... lanci Là il non messaggio. sono stato candidato Non da è nessuno. stato candidato, no. Non so come, ma... Provi a fargli arrivare un messaggio, visto che io non sono in grado, cioè che esiste un euro, storicamente. Nel 280 d.C. fu fatto il Fellos, che era l'euro, diciamo, dell'impero romano. E conoscendo l'esito che ha avuto questa moneta e il comportamento e le vicende che sono succedute, forse riusciremo a capire cosa succederà o quantomeno pronosticare qual è il successo dell'euro e in particolare quali errori sono stati fatti a quell'epoca per non farli oggi. Invece la domanda... Avrei una risposta becera da te. Prego, il conio era a Roma allora. No. Mentre adesso è a Düsseldorf, lo sanno fare meglio. Sì, il conio era a Roma, è vero, ma erano anche distribuiti sul territorio. Quando fu accentrato a Roma e fu fatto il Fellos, allora nacque il grosso problema. Visto? Sì, quindi la concentrazione della moneta è un problema non facile da gestire. Invece la domanda, il ritorno di Berlusconi è prossimo o futuro? Chi lo può dire? Però No, una ma lei è cosa molto va vicino detta, a Berlusconi, quindi che può anticiparti. Ancora oggi, Sì. io dico che Berlusconi non tornerà come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo mi sento sicuro? di dirlo. Però ancora oggi Berlusconi, e lo si può vedere È anche negli ultimi un'affermazione- giorni, è il più fantasioso, il più estroso, il più innovativo, il più fantasioso di tutti, il migliore di quelli che fanno politica. E anche Quindi, è anche il più resistente. tenerlo in seconda fila è una follia, insomma. È come tenere in panchina Van Basten quando giocava a calcio. Quindi lei auspica un ritorno. Quindi altro che allenatore, io lo voglio in mezzo al campo. Ho capito, Regista. centravanti. Centravanti. Ma dopo che faccia l'ala sinistra, faccia quello che vuole. È tanto che La non mezzala sente. non Da va bene. quant'è che Ma non è, sente? è mancino? È da ieri pomeriggio. Cosa le ha detto? Insomma, È così, Dai, sono dai. Ha fatto i sono noti. curioso, no? Sono Ci curioso. racconti qualcosa di... Ci racconti qualcosa, sono curioso. no? Sono curioso. Giovanni, chiedo rapidità a tutti, ti faccio fare la chiusura poi a tutti. Giovanni Vefora, poi Vincenzo Mannese. Beh, allora, sulla questione sanità, qualche mese fa è venuta fuori questo caso. Per quanto riguarda le pulizie degli ospedali, il 90% degli appalti lo vincono le cooperative rosse. No, il 71%. Beh, mi pare... No, 71, l'ho studiato. Ah, l'ha studiato? Sì, Ok, devo noi avevamo dire fatto con altri una conti. certa meraviglia. Perché... Ne avevamo fatto altri conti rispetto ai dati che avevamo adesso facendo il conto di tutte le... Beh, insomma, comunque la stragrande maggioranza, possiamo dire così, va alle cooperative rosse. Dall'altra parte, invece, per quanto riguarda il settore della ristorazione, vincono cooperative bianche, cooperative legate al centrodestra. C'è stato un ricorso da parte... non so, voglia dire mi faccia finire. legate. C'è stato un ricorso da parte di una di queste società escluse che nel ricorso appunto ha scritto esplicitamente in Veneto esiste un sistema preciso per il quale da una parte vincono tutte le cooperative rosse e dall'altra vincono le altre. Interrogati sul punto alcuni esponenti della regione, ma insomma a sentire anche i tecnici, arriviamo, si dice questo è un sistema che era stato voluto all'epoca da Galan. È vera questa cosa, Presidente? Senta, se lei sa oppure no? qualcosa o se questi signori sanno qualcosa, prendono, vanno in Procura della Repubblica e fanno la loro denuncia. Io ho fatto delle gare, ho fatto fare delle gare, ovviamente, e quindi... Qui tutto regolare, insomma, Vincenzo un caso che vincano... Ordine, Se Vincenzo qualcuno Mannese, poi che vengo là. ha qualcosa, prende, Vengo, Renzo, portala, vengo. e vai in Procura della Repubblica. Siete rapido, Vincenzo. Sono lì esposto da 18 anni, insomma. Vi chiedo cortesia, Galan, rapidità, che siamo quasi in chiusura, di risposte e domande da parte di tutti. Mi verrebbe da Te la offrirgli prendi con me, sono loro che fanno domande Tutti, sì, è vero, ho detto a parte di tutti. No, rapidissimo, due cose, una velocissima, mi verrebbe da offrirgli un bicchiere di acqua, perché poverino... non sarebbe mica una cattiva se idea. vuole acqua, È gliela bello portiamo. tutto, ma una sete micidiale, Visto che l'ho letta... anche un prosecco non andrebbe male. Anche un prosecco. Allora chiedo alla regia, fermo lì. Chiedo alla regia se ci manda qualcuno di qua con un prosecchino Ma da dai, offrire che prosecco, gentilmente vediamo. al Giancarlo Galan. Prego. Beh, è vero con tutto quello che ha parlato. No, ma è Marinese che vuole il prosecco. No. No. Dopo. Domanda rapida. No, la domanda rapida è proprio riferita agli appalti pubblici. Non sarà rapida? No, è semplicissima, perché un flash, il Presidente Galan ha avviato tanti appalti qui, anche di pregio, perciò è un argomento che conosce bene. Io negli appalti pubblici vedo due criticità, il criterio al massimo ribasso e le medie immediate.
nella sua proposta c'è la possibilità politica di cambiare il codice dei lavori pubblici eliminando queste due fattispecie e per esempio premiando le aziende che hanno più dipendenti assunti a tempo indeterminato, quote donne, sicurezza, tutto. La domanda è facile. Criteri premianti La oggettivi. domanda è estremamente complessa, ovviamente. Io ho sempre criticato i bandi basati sul massimo di basso, perché non ti permettono di premiare la qualità e limitano la possibilità di utilizzare altri criteri per premiare in modo da indirizzare un po' l'economia. Ecco, adesso ha enunciato due cose, le quote femminili, le percentuali, che sono tutti criteri. È difficilissimo fare un appalto che vada in una certa direzione, che spinga l'economia in una certa direzione. Io ho sempre cercato, per quello che ho potuto dire ai miei manager, di farli nel miglior modo possibile. Marco Scorsato, rapida domanda. Ancora sulla politica. Beppe Grillo ha preso voti anche a centrodestra. Non tanti. I nostri più di quelli che, che abbiamo raccontato noi stessi nei primi giorni. Ne ha presi comunque. A ombra Berlusconi? No, perché è troppo diverso. Lo studia continuamente. È simile, ma cioè, ha alcune cose che sono similari. Molte altre cose sono diverse, c'è una cosa di fondo che è diversa. Noi avevamo una proposta per governare l'Italia. Lui governa l'Italia dicendo farò fare tanti referendum, ma governare è un po' difficile che andare sull'onda popolare. Giorgio Gasco. Il popolo quando sceglie libera Barabba e condanna Gesù Cristo. Giorgio Gasco. Una domanda ancora politica all'interno del PDL del Veneto. Lei quando è stato governatore, è stato governatore per 15 anni, una delle critiche che le venivano poste era quella ovviamente di disinteressarsi del PDL, perché lei veniva all'orticaria a parlare di riti dei partiti, no? Ecco. Secondo le sue parole. È vero, è vero. Ecco, quindi lei non si è mai interessato quindi di una continuità, diciamo, se lei aveva un indirizzo, diciamo, politico, di una continuità, una volta di creare il delfino, no? Anche se non è poi moderna questo significato. Ma adesso, da quando il governo Berlusconi non c'è più, mi pare di vedere una notevole crisi dell'organizzazione del PDL in Veneto, o è solo un'impressione? Io questa colpa me la prendo tutta. Non era la volontà di non creare un delfino c'è e si chiama Renato Chisso, tanto per togliere qualsiasi dubbio a chiunque. E non l'ho perseguita abbastanza, e questa è una colpa mia. Renzo è un male per il Lazzaro. Veneto. Presidente, Ma sul partito, scusa, ma sul partito adesso? Sul partito non mi piace, non mi è mai piaciuto la vita di partito, la tessera, il sindaco che ti deve portare i voti. Non mi sono mai piaciuto. Ma la presenza del partito pure ci vuole, no? Ma quella presenza dipende da chi c'è. Sì, certo, manca. Io sento una carenza. Un partito non può non organizzare dibattiti, incontri, non può ridursi a cene con gli amici per fare tesseramento. Renzo Mazzara. Presidente, molti sanno che Giancarlo Galan andava a pesca, ma pochi sanno forse che adesso va a caccia. Allora, come cacciatore possiamo fare un appello agli elettori di un altro cacciatore che si chiama Sergio Bellato? Votano tutti i cacciatori per lui, ora ce n'è un altro, possiamo dire, allora, iscritti al PDL... Calma. Era un le appello. premesse non sono corrette. No. Ci rivolgiamo, un appello... Ci sono 3 cacciatori importanti, se mi passate questo termine. Il terzo chi è? Uno si chiama Tosi. Tosi è presidente della Federcalcio. Impallina i suoi compagni di caccia. È presidente della più grande organizzazione dei mi dicono che cacciatori. non ha mira, perché è impallina. Questo non è gran cacciatore. L'altro è Berlato, spara benissimo. Il terzo è il sottoscritto. Ma Tosi è della Lega. Ma non è vero che tutti votano per Berlato. Adesso il prosecco Veneto glielo diamo. Sì. Poi faremo non il è vero tutti. che questa è una diceria, voteranno quelli vicentini e votano alcuni cacciatori che hanno alcune tipologie, che seguono alcune tipologie. Piccoli uccelli, per esempio. Dobbiamo lasciarlo uccelli bene. in deroga, che dopo entriamo nel tecnico. Ma per esempio se si va fra quelli che vanno ad Anatra, io sono pronto a qualsiasi sfida. Giancarlo Galan, prima che beve un Era goccetto... appello agli elettori, cioè agli iscritti al PDL, perché viva, abbiamo capito, vero?
Un po' caldo, molto buono però. Era lì da prima, l'attendeva prima. Prego, prego. Ah, ma mi pare che non abbia voglia Come di... pescatore non temo confronti però. Era appello a quelli che vanno a caccia e sono iscritti al PDL. Adesso che Giancarlo Galan si candida alle primarie, eccetera, convergiamo tutti su di lui e molliamo cacciatori meno rappresentativi del PDL. Ma mi sembra una roba un po' come l'appello, adesso faccio un confronto irriverente, l'appello al voto cattolico. E i cattolici fanno quello che vogliono loro e votano per quelli che danno a loro più fiducia. Piantiamola con sta storia che è solo italiana. I cacciatori faranno quello che vogliono loro e i pescatori voteranno chi vogliono loro. Giovanni Ci sono Viafora. cacciatori che votano a proposito di sinistra. pesca, Che facciano? una curiosità, è vero che ci sono meno tonni in Adriatico adesso? No, ce ne sono molti di più in questo anno. Perché? Ma c'è una spiegazione. Appunto, questo volevo sapere. Tonno è l'unica specie tutelata del Mediterraneo come numero, come cattura complessiva, cioè la Francia ha una sua quota, l'Italia ha una sua quota. Ma lei ha fatto un intervento in questo senso? È molto pesante. anche. Ce lo racconti? Ma ce ne sono molti di più in Adriatico per un semplice motivo. Purtroppo l'Adriatico è fatto quasi tutto di acque internazionali, oltre le 12 miglia sono acque internazionali, quindi vengono navi fattoria che pescano, fanno l'inscatolamento, la conservazione tutto di pesci dalla Cina, dal Giappone, dalla Spagna, da tutto il mondo, perché il tonno del Mediterraneo è il più pregiato in assoluto. Quando hanno spazzato tutto quello che c'era in Adriatico, che è profondo pochi metri, no? Ma è facilissimo pescare tutto quello che c'è. 30 metri in media. 30 metri qui in alto, dopo per Sì, fortuna più in qualcosa giù, di più su. ma capite, 30 metri è l'altezza di un palazzo medio, una roba ridicola con una rete spazzare tutto. Ecco, quando hanno preso tutto quello che c'era da prendere, non è rimasto più niente, è diventato economicamente non conveniente fare una spedizione e quindi hanno lasciato perdere. Quindi i tonni si sono riprodotti. C'è stato un suo intervento. Secondo, il mio intervento è stato quello di suddividere le quote, andare in Europa, lottare per la quota italiana e suddividere e rispettare le quote. E le ho date. E un paio di tonni per Tirreno. No, non un paio di Sto tonni per me. scherzando. Pochi tonni catturabili. Quindi il risultato è che ci sono moltissimi tonni di dimensione molto piccola, 40-80 kg. E una volta Mentre arrivavano un invece. tempo nelle gare di pesca sotto i 150 kg, per dire quanto grandi erano, non valeva neppure un punto. Chiusura, Giovanni Erano Viafora. 300 kg. Presidente, Zai ha promesso che entro il 2016... Sui tonni sono preparato. Sì. Lì. Vogliamo su questo, ma sicuramente lo è. Zai ha promesso che entro il 2015-2016 dovrebbe prendere forma il nuovo ospedale di Padova. A lei piace la forma che Zai ha previsto? In qualche modo ha stracciato quello che era il suo vecchio progetto da 1,7 miliardi, se ne farà uno che costerà molto meno, ma ha anche una forma diversa, insomma non c'è il campus universitario. Cosa ci dice, cosa si può dire a proposito di questo nuovo ospedale? Speravo che nessuno mi facesse questa domanda, perché adesso che me l'hai fatta io devo rispondere con sincerità. Certo. Una regione si distingue nel panorama mondiale per alcune poche eccellenze. Noi ne abbiamo alcune che ci rendono famosi nel mondo, alcune sono nel campo della produzione, le scarpe più belle del mondo, i vetri, potrei andare avanti, altre nel mondo dei servizi, la sanità era una di queste. E l'eccellenza la si fa se si costruisce qualcosa di eccellente di fuori dal comune, in grado di competere col mondo. L'ospedale di Padova e il campus, sfruttando l'università, cioè la fabbrica di medici che sono alla base, l'università di Padova e l'ospedale di Padova dovevano essere fatti in concorrenza con quello di Chicago, di Johannesburg, con i più grandi e avanzati sistemi ospedalieri del mondo. Non si è fatto. E noi perderemo. Ma c'erano i soldi per poterlo fare? I soldi, la mancanza di soldi è sempre una scusa per non fare. Allora, Bovis, investitore australiano, tanto per dire come si attirano gli investimenti, che è poi un po' lo stesso che c'è adesso, avevamo creato la formula per poter fare un ospedale in grado di competere nel mondo. Questo ospedale cosa sarà invece, Presidente? Sarà, spero, un bellissimo ospedale che si confronterà con quello di Verona.
Presidente, le faccio una battuta così con questa inquadratura. Guardi, l'ultima cosa, sulla sanità si è giocata una partita non indifferente nel Veneto, in Italia, in Europa, nel mondo, con scelte pesanti. Io ho scelto che non ci fosse il San Raffaele nel Veneto. Mica scelta di poco conto, ma, e quindi io mi devo confrontare col San Raffaele, che è probabilmente uno degli ospedali migliori del mondo, quello di Milano, e mi confronto con uno veneto. Chi si confrontava? Era quello di Padova. Una battuta veloce, se no perdo l'inquadratura. Sulla sanità, prossimo una casa, poi te, poi ho perso l'inquadratura. Questo sarebbe un esempio di come L'editore fare... comanda qua, scherziamo. No, aveva chiesto la parola. Di come incrementare un'attività che poi diventa redditiva in Veneto, questa dell'ospedale. Quindi la sua proposta era quella di incrementare un'attività importante che facesse venire soldi da fuori. Che facesse venire menti, che facesse venire medici, che facesse sì che uno ammalato di qualcosa di strano a Houston potesse dovesse venire nelle varie ipotesi anche l'ospedale di Padova. Quando io ho fatto operare mia figlia neonata, è una cosa complicata e difficile, un padre mica guarda il fatto della vicinanza, no, guarda il migliore ospedale del mondo con i migliori risultati del mondo. Con internet questo è possibile. Beh, era quello di Padova. Ecco, io non lo so se fra 20 anni sarà ancora così. Vincenzo Marinesi, chiusura. No, una battuta così non è fuori tema, perché con questa inquadratura il Presidente sulla poltrona bianca con scritto sanità che si intravede, sembra che ci sia scritto santità, perciò l'editore le ha fatto un grande omaggio. Ma là sono messo male, in chiusura, Giancarlo sono un Arnari, candidato debole. Due cose le devo chiedere personalmente. Uno, sono passato per Cinteugano, deve tenere meglio quel giardino, non lo tiene per niente bene. Come si permette? Sono Ma passato cosa di sta là, dicendo? non Che è tenuto alla perfezione, è tenuto soltanto da me con l'aiuto dei pensionati della regione che ogni tanto vengono e facciamo una mangiata. È tenuto benissimo quel giardino. Galan, tante cariche, mai pensato di fare anche il sindaco di Padova, visto che è padovano? Ma no, non lo so, siccome ogni tanto viene fuori questa storia, io dico che succederà fra 2 anni. Fra 2 anni, intanto mi auguro di godere ancora di buona salute, che sarebbe già un buon risultato. E poi chi lo sa cosa succederà. Entrerà nel CDA Rai? Non lo so, io adesso sono sincero nel modo più assoluto. È ovvio che io sia candidato con il curriculum che ho, magari non meritato, ma è un curriculum perfetto. Con quello che ho fatto nella storia, con i 15 anni in regione, è ovvio che sia un candidato un po' a tutte le cose. Quindi io non ho mandato nessun curriculum. Dopodiché, se arriverà, vedremo che cosa succede. Dico già adesso, e lo dico pubblicamente, se questo dovesse essere un ostacolo all'altra cosa che in questo momento mi interessa di più. Infatti la domanda è quale sceglierebbe tra le due cose? Le primarie. Voglio fare politica. Se no era meglio andare all'Eni, no? All'Eni. In chiusura, mentre la nostra Stefania porta le bibite ai nostri ospiti, poi portarle, facciamo il brindisi assieme, ringrazio Renzo Mazzarro dell'Espresso di essere stato con noi, ringrazio Giovanni Viafora, grazie del Corriere del Veneto di essere stato con noi, il professor Armando Casa, editore del gruppo TV7, grazie a Vincenzo Marinese, che è il vicepresidente di Confindustria di Venezia, ringrazio Marco Scorzato, giornale di Vicenza, grazie a noi, e anche a Giorgio Gasco del Gazzettino. Davvero grazie, è stata davvero una bella puntata. Grazie Presidente. Non so se sia stata bella, spero che non sia stata noiosa. No, le dico Presidente, onorevole, senatore, Ministro, ex di tutto. Già, è meglio già o ex? Ex no, già porta sfiga. Sì, è meglio ex. Vabbè, allora è meglio ex. Grazie comunque a Giancarlo Grandi di essere stato con noi. Ricordo ai nostri telespettatori che c'è la replica su TV7 News a 00:30, quindi tra pochissimo. Buonanotte a tutti, buonanotte, grazie. Arrivederci. Sì.